Bentrovati a un nuovo appuntamento con Sveglia Trieste. Buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori di Tele4. Iniziamo subito con l'arsegna stampa del quotidiano Il Piccolo, ricordandovi che questa mattina con noi avremo Corrado Tremul di Fratelli d'Italia a partire dalle ore 8 e Riccardo Laterza di Adesso Trieste a partire dalle ore 9. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano: congedi in calo, più lavoro agile, a casa con i bambini, Friuli Venezia Giulia in controtendenza rispetto al resto d'Italia. Smart working, opzione per 60.000 lavoratori in regione, meno congedi parentali per un tempo minore, in controtendenza rispetto al resto d'Italia e anche rispetto al nord-est. Nel 2023 in Friuli Venezia Giulia è diminuito il ricorso al periodo di estensione facoltativa da lavoro che lavoratori e lavoratrici dipendenti possono usare per prendersi cura dei figli una volta esaurito il periodo di congedo obbligatorio. A dirlo solo i numeri dell'ultimo osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia pubblicato dall'INPS. Intanto sul fronte smart working sono in 60.000 i lavoratori coinvolti in Friuli Venezia Giulia. Caso Daniels, Trump condannato ma nessuna pena per il tycoon grazie all'immunità presidenziale. Zelensky invece in visita al Quirinale, l'Italia ci dà sostegno. Pensioni, dietro fronte l'INPS, l'età non sale, rinviato il cambiamento. L'INPS fa marcia indietro e cancella dalle simulazioni l'aumento dell'età di pensionamento e dei contributi necessari all'accesso alla pensione anticipata a partire dal 2027. E anche dalla politica arriva l'impegno a evitare l'allungamento dei tempi. Dopo la denuncia della CGIL sull'aumento a sorpresa di 3 mesi a partire dal 2027 e di altri 2 mesi a partire dal 2029, nelle simulazioni l'Istituto ha rivisto gli applicativi e gli aumenti sono spariti. La Galleria Sandrinelli riaperta solo martedì, a febbraio altri lavori, un intervento alla condotta fognaria fra slittare di 2 giorni la Sandrinelli, che a questo punto è fissata al massimo entro le 24 di martedì 14 gennaio e c'è chi non rispetta il divieto. 5 automobilisti sono già stati pizzicati dalla polizia locale a utilizzare la galleria anche se il traffico è interdetto, eccetto ovviamente gli autobus. Chiavi, zaini, una dentiera fra gli oggetti smarriti. Una parte degli oggetti smarriti sono qua, che vengono raccolti nell'apposito sportello comunale. La curiosa raccolta contro oltre 2.000 beni perduti nel 2024, vedete, soprattutto chiavi. Poi l'anziana rapinata in via Carnaro, ho rischiato di morire per 80 euro. E ancora scivola e finisce con il braccio sotto all'autobus, è grave, è successo nel tardo pomeriggio di ieri. Congedi in calo in regione, l'approfondimento del quotidiano, 8.324 i beneficiari totali, 3.664,610 le giornate autorizzate, 6.000 e oltre le lavoratrici beneficiarie, più 13% rispetto alla media nazionale. Ricorso al lavoro agile e servizi per l'infanzia sempre più strutturati, i genitori scelgono così di non rinunciare allo stipendio pieno. Osservatorio INPS nel 2023 giù dell'1,5% i beneficiari e 10.000 giornate autorizzate in meno rispetto all'anno prima. Smart working, opzione per 60.000 lavoratori, più 70% sul pre-pandemia. I sindacati tra pubblico e privato, il modello funziona con accordi specifici e in regione nel 2024 l'ha utilizzato una media di 1.300 dipendenti al mese. Poi certificati di invalidità richiesti impossibili a causa del sito fuori uso, allarme dello SNAMI, i tecnici sono al lavoro per mettere a posto la situazione. Trump si salva, nessuna pena, la fedina penale però resta sporca, sarà il primo presidente americano a essere pregiudicato, The Donald attacca, sentenza farsa, faremo appello. Il giudice sono stati i cittadini di questo paese a decidere con il loro voto. Il tycoon è pronto a vedere Putin, è in preparazione il summit, il Cremlino, non esistono condizioni preliminari, Washington impone a Mosca altre sanzioni sul petrolio per rafforzare intanto gli alleati. Zelensky visita il Colle, invita Mattarella a Kiev, Roma ci dà sostegno, il Quirinale, in gioco c'è la sicurezza del continente. Circa 25 anni fa, l'ultima volta che un capo di Stato italiano è stato in Ucraina.
L'Unione Europea riscopre il sud del mondo per aggirare il duello Stati Uniti-Cina. A Trieste il dibattito sul futuro dell'Europa con Manservisi e Zatterin. Gli incendi a Los Angeles, inferno di fuoco, fino a 150 miliardi di danni, 10 morti accertati, più di 10.000 le case distrutte, nel mirino la rete elettrica, bruciata la villa di Mel Gibson, 200 poliziotti schierati per prevenire saccheggi. Vedete la situazione, il prima e il dopo in una delle zone di Los Angeles, peraltro affacciate sul mare, dalle Malibu a Santa Monica, da Altadena a Calabasas alla San Fernando Valley. Los Angeles continua a bruciare mentre il presidente Biden ha attaccato i demagoghi per aver strumentalizzato una tragedia che ha trasformato la capitale dell'industria dei sogni in uno scenario di guerra. Oltre 10.000 case distrutte, 14.000 ettari in fumo, mentre il bilancio dei morti, 10 accertati e dei danni continua a salire. Maduro intanto si insedia per il terzo mandato tra proteste e sanzioni in quel di Caracas in Venezuela. Andiamo ancora avanti per arrivare il tema INPS. L'INPS fa dietrofront e cancella l'aumento di 3 mesi dell'età per la pensione. L'istituto ha rivisto gli applicativi ed eliminato le modifiche. Il sindacato increscioso, le opposizioni, un pasticcio. Si parla anche di terzo mandato, lo affronteremo più tardi anche noi con rebus elezioni regionali sul fronte anche del terzo mandato per Zaia, ne parleremo tra poco. Intanto i medici dell'Isontino in campo, contestato il piano oncologico, lettera dell'ex direttore del Dipartimento Chirurgico Balani e di 18 responsabili di struttura, area penalizzata. Intanto i capi dipartimento delle aziende chiedono di essere sentiti in terza commissione. Anche la CGIL boccia la riorganizzazione, il segretario Piga, servono scelte condivise basate su criteri oggettivi. Le firme sono 19, la prima è quella di Alessandro Balani, Dipartimento Chirurgico di Gorizia e Monfalcone, il direttore, da qualche settimana in pensione, ma ha deciso a contestare il piano oncologico approvato a dicembre dalla Giunta regionale. Balani dice che sì, è lui ad aver ispirato una lettera che incenerisce le scelte della politica inviata ieri pomeriggio alla terza commissione consiliare del Consiglio regionale. Riccardi, spesa aumentata per pagare gli stipendi del personale sanitario, dai 942 milioni del 2014 si è passati a 1 miliardo e 61 milioni nel 2023. Aumentiamo gli stanziamenti per migliorare il servizio ai cittadini. Morto in Egitto a 9 anni, i medici dell'ospedale, aveva già un tumore, Mattia Cossettini sarebbe deceduto per le complicanze di una neoplasia cerebrale, si parla anche di polmonite. La famiglia contesta, non sapevamo di alcuna patologia, non c'erano sintomi. I presidenti Mattarella e Pirz Musara all'evento inaugurale di Gorizia Nova Gorizia 2025, presenza confermata alla cerimonia dell'8 febbraio. Per l'Unione Europea Fitto, ma si punta alla von der Leyen. Indagati De Toni e Marchioli, ipotesi corruzione elettorale, a Udine inchiesta su sindaco e assessore. Iscritti dalla Procura di Udine nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di corruzione elettorale. La notizia è stata diffusa ieri mattina dai 12 consiglieri comunali di opposizione, capeggiati da Michele Zanolla. Sono stati questi ultimi a giugno ad aver presentato tramite l'avvocato Maurizio Miculan un esposto in procura mettendo in dubbio la legittimità dell'accordo elettorale siglato subito dopo il primo turno delle ultime elezioni comunali tra De Toni e Marchiol, che ha poi portato alla nomina di quest'ultimo come assessore ai lavori pubblici. Il fascicolo in capo al pubblico ministero Elisa Caligaris ha visto l'iscrizione di sindaco assessore nel mese di ottobre, 4 mesi dopo la presentazione dell'esposto nel registro appunto degli indagati. Ambulanza senza medico, il paziente muore, vittima un 60enne a Capocesto, a cercare di rianimarlo è stata un'infermiera. La ministra della Sanità annuncia un'inchiesta. Capocesto è
Primostem, per chi invece lo vuole pronunciare in croato, parliamo di Dalmazia, poco distante da Spalato. Alloggi sempre più cari, prezzi saliti del 12,3%, in Croazia l'aumento del prezzo degli alloggi è stato costante anche nel 2024, la lievitazione in media del 12,3% rispetto al 2023, stando i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica diffusi dall'agenzia stampa INA. Emerge che il Paese occupa le prime posizioni all'interno dell'Europa comunitaria per la lievitazione dei prezzi degli immobili abitativi. L'allarme degli analisti inglese, ingerenze russe sul voto croato. Il CIR di Londra, disinformazione pro-Cremlino con finti profili social. Il governo di Zagabria chiede di analizzare le denunce. Un pesante sospetto che riguarda l'ennesima presunta ingerenza di Mosca in elezioni europee, ma il presidente uscente Milanovic resta sfavorito in vista del ballottaggio di domani. Milanovic contro Primorac. Oliviero Toscani ricoverato in gravi condizioni, il celebre fotografo affetto da una malattia rara e incurabile che può essere anche letale, da ieri in ospedale a Cecina. E poi il fatto avvenuto in quel di Gradisca, tenta di scappare dal CPR, cade da 3 metri di altezza. Andiamo a vedere ora il servizio dal nostro telegiornale di ieri. Ancora un tentativo di fuga con esiti drammatici dal centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Un cittadino tunisino di 20 anni, trattenuto al CPR da alcuni giorni, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo essere caduto dal tetto della struttura durante un tentativo di fuga notturna. L'incidente, avvenuto da un'altezza di circa 4 metri, si è verificato attorno a mezzanotte. La centrale operativa Sores Friuli Venezia Giulia ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica, mentre il velivolo notturno è rimasto a terra a causa della nebbia. I sanitari del 118 hanno stabilizzato il giovane sul posto, caricandolo in barella per poi trasferirlo d'urgenza nell'ospedale friulano. Il giovane straniero ha rimediato gravi fratture alle gambe. Gli accertamenti medici delle prossime ore dovranno escludere lesioni spinali, ma il 20enne tunisino non sarebbe in pericolo di vita. Bene, proseguiamo anche con le notizie economiche. Delfine Caltagirone Alfieri dell'italianità nella partita di MPS, da Generali a Mediobanca, la holding della famiglia Del Vecchio segue il suo principio guida. La salita di Caltagirone nei capitali di Anima non riuscirà a bloccare l'OPA del banco BPM. Andiamo ancora avanti. Confindustria Udine, eletto Pozzo, primi segnali di pace verso Agrusti, in assemblea nomina per acclamazione, pronti a lavorare insieme a Confindustria Alto Adriatico. L'approfondimento del quotidiano Il Piccolo sulle cabinovie e funivie urbane, i precedenti da Medellin a Berlino, parla l'azienda Leitner incaricata di realizzare l'opera a Trieste, progettiamo in attesa del via libera. La cabinovia di Trieste sarà la prima vera cabinovia metropolitana d'Italia, dice Maurizio Todesco, responsabile delle pubbliche relazioni della società Alto Atesina, che ha realizzato appunto impianti del genere in tutto il mondo, di cui si vede una rappresentazione molto chiara. Il primo tra il Bolzano e il Renon, poi la nuova cabinovia di Tolosa, la più estesa d'Europa, poi ancora la cabinovia di Città del Messico, che si riconosce per le tante case colorate alle spalle, quella invece realizzata a Berlino, e poi un sistema di mini metro realizzato a Perugia. TAR, Bovedo, Fondi e Belle Arti, i nodi in sospeso del Ovovia, circa invece quelli che sono i nodi ancora da affrontare per il realizzo dell'opera. Galleria Sandrinelli riaperta solo martedì, a febbraio altri lavori e stop di 20 giorni. Andiamo a seguire qui il servizio di Bernardo Gulotta, coadiuvato nelle informazioni anche da quanto detto dalla Polizia Locale nella giornata di ieri nel nostro TG.
Slitta a martedì 14 gennaio la riapertura della Galleria Sandrinelli, chiusa al traffico privato da martedì 7. Il ripristino della viabilità era previsto per lunedì, o meglio dalla mezzanotte di domenica, ma una nota di Acega Sapies e AMGA informa che la Multiutility sta procedendo con le attività di sondaggio sulla condotta idrica presente al di sotto della galleria nell'ambito dei lavori PNRR per la riqualificazione della rete acqua. Durante l'intervento è stata messa in luce anche la condotta fognaria che ha evidenziato un avanzato stato di ammaloramento. Acega Sapies e AMGA ha quindi già avviato in questa prima fase di sondaggio il risanamento della condotta per prevenire la rottura in futuro. Lavori che comportano un tempo di chiusura maggiore della galleria, con la chiusura degli scavi previsti per domenica 12, l'asfaltatura del tratto di strada in programma lunedì 13 e la riapertura della galleria che slitta a entro le mezzanotte di martedì 14 gennaio. Informazione passata logicamente anche alla polizia locale che nel consueto aggiornamento all'interno del telegiornale di Tele4 ha confermato il tutto. È molto probabile che lunedì la galleria rimanga chiusa. Okay. Noi comunque i colleghi hanno già predisposto i servizi da parte nostra, come se la galleria per lunedì 13 comunque rimanga chiusa, per cui noi da questo punto di vista siamo pronti. Bene, queste le informazioni circa la Galleria Sandrinelli, mentre per quanto riguarda l'osservatorio Rupa, sentiamo quanto detto ieri mattina dall'assessore comunale Babudari in conferenza stampa rispetto a questa analisi sull'evoluzione della città, uno strumento utile appunto per il Comune di Trieste per analizzare quella che è la situazione, diciamo così, della riqualificazione urbana, della questione abitativa, i servizi in generale e l'impatto turistico. Aumenta seppur in modo lieve la popolazione cittadina, cresce soprattutto in centro la domanda abitativa, lanciano un messaggio fortunatamente ancora sotto la soglia d'allarme le forti spinte turistiche di Trieste. Questo e altro all'interno del primo quaderno dell'osservatorio Rupa, rigenerazione urbana e politiche abitative, in mano agli amministratori comunali, redatto dal servizio pianificazione territoriale, diretto dall'architetto Eddie Dalla Betta, con la collaborazione dell'urbanista Alberto Menegante assieme a Smart Land SRL. L'assessore comunale Michele Babudari ha rappresentato con entusiasmo questo lavoro, che rappresenta un ricco e valido strumento che permette di guardare la città e i suoi cambiamenti e quindi poter mettere in atto le strategie migliori di intervento nei territori. Utile all'amministrazione comunale per indirizzare le proprie scelte, utile anche a terzi, quindi ad altre amministrazioni, per fare di quella che è la necessità rappresentata dai cittadini un puzzle unico, di modo tale che ciascuno possa contribuire sia all'interno dell'amministrazione comunale sia tra enti e istituzioni nell'obiettivo di raggiungere il perseguimento delle necessità della collettività e dare una pianificazione fondamentale per lo sviluppo. Il documento è scaricabile o visionabile dal sito rupa.comune.trieste.it. La piattaforma offre una completa interazione mettendo in relazione periodi, rioni, segmenti di età e molto altro per capire come stia cambiando la città e la società. Fra le date più evidenti spiegate in conferenza sono stati citati gli aumenti statistici di giovani universitari e ricercatori, che consentono quindi di pianificare attività che puntino verso questo settore, ma anche una tendenza di cambiamento della popolazione nei quartieri. Rispetto al turismo, secondo l'osservatorio, al momento il carico elevato di flussi è trasformato, ma solo in minima parte, domanda e offerta commerciale e dei servizi del capoluogo. Bene, ci colleghiamo ora con l'agente scelto della Polizia Locale di Trieste, Fabrizio Morello, per le ultime su traffico, viabilità e altre indicazioni per il weekend. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi studio e a tutti i telespettatori. Allora, inizio dicendo che è stata una notte con interventi di routine. Abbiamo rilevato 3 incidenti, ma tutti solo danni fortunatamente. Per quanto riguarda la viabilità, dalle telecamere abbiamo visione che la situazione è molto tranquilla questa mattinata. Ci sarà ancora, continua la chiusura della Galleria Sandrinelli, che può portare dei rallentamenti in giornata, ma ci saranno le nostre pattuglie con una presenza costante in tutti gli snodi più importanti e principali. Domani, per la partita del basket Trieste contro Pistoia, che si terrà alle ore 19, ci saranno delle rimozioni degli sgomberi in via dei Macelli, quindi avvertiamo la cittadinanza che eventualmente spostino le auto. E invece per quanto riguarda i prossimi giorni, a causa delle previsioni meteo che
dovrebbero essere particolarmente avverse, tutti i giardini comunali resteranno chiusi. Naturalmente questo potrebbe cambiare se ci sarà un miglioramento del tempo. Questo è tutto. Perfetto, grazie allora a Fabrizio Morello per le sue giornata. indicazioni riguardo alla situazione anche meteo di cui ci occuperemo in mattinata. Andiamo avanti con il resto delle notizie, quell'avviso sui carciotti passati per il contatore che obiettivamente insomma, fa sorridere non poco. I tecnici Acegas passano come di consueto per il controllo sul contatore dell'energia, ma non trovano nessuno ad aprire la porta e lasciano il classico avviso. Il nostro incaricato non è riuscito a leggere i consumi del suo contatore. Peccato che Palazzo Carciotti, dove è stata lasciata la notifica, sia disabitato da anni, un atto dovuto evidentemente da parte dell'operatore che era sul posto. La società triestina della Vela vince la lunga causa con il fisco sull'IVA, l'Agenzia delle Entrate non ha presentato ricorso in Cassazione sulla contabilità del 2014, Simoni, ribaditi i nostri diritti. Quei contenziosi sull'ex IMU e il nodo delle finalità sociali, le liti sull'imposta municipale riguardano tutti i circoli e rimandano pendenti. Il dubbio sulla destinazione dei pontili che da alcuni anni vanno accatastati. La sentenza potrebbe avere un impatto nella misura in cui attesta gli scopi sportivi. Finisce col braccio sotto la ruota dell'autobus, grave un 75enne, rischia l'amputazione. L'incidente ieri pomeriggio alla fermata della linea 29, l'uomo è caduto mentre stava sopraggiungendo la corriera, portato con una forte emorragia catinare, è stato sottoposto a un delicato intervento. Sul posto 118, polizia locale, il personale della Trieste Trasporti. Poi però c'è la questione dei furti, delle auto date alle fiamme, di cui ci siamo occupati ieri nel nostro telegiornale con i nuovi blitz della Banda della Colla, con la situazione di Via dei Gravisi e in generale della periferia est, del rione di Erta, del rione di Sant'Anna. Andiamo a vedere in serie i due servizi che hanno aperto il nostro telegiornale di ieri, cioè quello sui furti in appartamento e quello con le parole dei residenti della zona di Via dei Gravisi, dove ci sono stati gli incendi notturni di auto, ma dove si segnalano anche qui delle intrusioni continue nelle abitazioni. Li sentiamo in serie. Dopo i tanti episodi di furti in casa messi a segno dalla cosiddetta Banda della Colla in tutta la città di Trieste, dal centro alla periferia, gli ultimi blitz avevano riguardato il rione di San Vito, via Fabio Severo e Vicolo Ospedale Militare, ecco che i ladri hanno colpito anche a Montebello. Segnalati 2 episodi la settimana scorsa fra via del Pollaiuolo e via l'Ippodromo, un furto consumato e uno tentato. Secondo quanto preso, i malintenzionati sarebbero riusciti a entrare in uno degli appartamenti al 6° piano in via Pollaiuolo, mentre i proprietari erano fuori casa. L'attico è stato svaligiato. L'abitazione colpita aveva la porta blindata, ma i ladri sono riusciti a scassinarla entrando in casa e portando via contanti e oggetti preziosi. Il tutto mentre un complice faceva da palo, assicurandosi che la strada per la fuga fosse libera. Nel secondo caso, invece, i malintenzionati sarebbero stati sorpresi da un residente mentre tentavano di entrare in un altro appartamento al 2° piano, all'angolo fra via Pollaiuolo e via l'Ippodromo. Sulla porta d'ingresso c'erano i filamenti di colla. Quindi, probabilmente, i malintenzionati monitoravano da tempo l'abitazione. Il furto è stato impedito, ma gli abitanti della zona sono in allarme. Si temono nuovi blitz di bande organizzate che studiano le abitudini delle loro vittime per poi agire a colpo sicuro. Ma la paura cresce non solo per il pericolo di intrusione nelle abitazioni, segnalati anche episodi di auto danneggiate con i finestrini infranti, altri furti e tentativi di furto che gettano preoccupazione nel rione, con i residenti che temono di lasciare incustodita l'automobile per paura di subire danni. Una di queste 2 macchine è la mia. Sul serio? Sì, è la sua auto? Sì. Le parole affrante di chi è stato vittima dell'ennesimo incendio appiccato da un piromane. Ora i residenti hanno paura. Troppi gli episodi di vandalismo e danneggiamento. Cresce l'allarme nella periferia est di Trieste, dove l'altra notte, in via dei Gravisi, nel rione di Sant'Anna, a poca distanza da via Flavia, erano state date alle fiamme 2 automobili. Sull'ennesimo atto vandalico indaga la Polizia di Stato. Inizialmente è stato appiccato il fuoco sull'astra. E poi chiaramente il fuoco era talmente importante che ha coinvolto anche la nostra, e in più c'è stato, praticamente si vede anche che hanno tolto il tappo del serbatoio e hanno
Purtroppo è una zona che c'è poca illuminazione. Non solo danneggiamenti e incendi, la zona è anche preda dei ladri che entrano negli appartamenti dopo aver studiato le abitudini delle loro vittime. Non sappiamo, è da mesi che comunque vengono fatti atti vandalici su auto, scooter. Hanno anche rubato delle serrature, spaccato il servosterzo di altri scooter. Quindi ci sono dei furti anche negli appartamenti qua sopra. Sì, hanno rubato un 150 nell'altra via. Diciamo che devono susseguirsi di queste situazioni e ci sentiamo poco sicuri. Tornando all'allarme piromane, i residenti della zona stanno cercando di tutelarsi condividendo informazioni e accorgimenti. Sono rimasta veramente sbalordita l'altro giorno a vedere questa cosa. Noi abbiamo anche in effetti una chat di condominio perché stiamo alle villette qui sopra e mio marito ieri ha messo subito il fatto di stare attenti. Questa appunto la situazione nella periferia est della città, in zona via Gravisi, dopo tra l'altro altri episodi analoghi che sono occorsi in quella parte della città. Proprio per questo, come vedete dal quotidiano Il Piccolo e dal nostro servizio di ieri, ci sono in arrivo 16 videocamere per monitorare i rioni di Chiarbola e Valmaura. Andiamo a vedere il servizio. 16 nuove telecamere di videosorveglianza a copertura delle zone di Costalunga, Valmaura e Gerizzole, più l'estensione di 7 km della rete in fibra ottica. È il progetto comunale per ampliare le zone coperte dagli occhi virtuali e aumentare il grado di sicurezza dei cittadini, e in questo caso con principale attenzione all'area est della città. Gli assessori Savino e De Gavardo, il comandante della polizia locale Milocchi e i dirigenti municipali hanno presentato l'iniziativa, che gode di 800.000 euro di fondi regionali, facenti parte di uno stanziamento più corposo, 2.255.000 euro di risorse comunali, regionali e ministeriali, che nel prossimo triennio porteranno ad aumentare ulteriormente i dispositivi elettronici e l'estensione della fibra ottica. La progettazione dell'opera e la sua realizzazione sono seguite dal Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino, assieme al Dipartimento Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile, e vanno a rispondere non solo alle segnalazioni dei cittadini, ma anche al prezioso lavoro di monitoraggio dei rioni da parte dei consiglieri circoscrizionali. Oggi abbiamo appunto presentato un nuovo progetto di videosorveglianza che riguarda i rioni di Valmaura, Gerizzole e Costalunga, un'area molto densamente popolata, piena di punti di interesse, che quindi attrae sia turisti che cittadini di altri rioni della città. È un progetto importante, fattibile grazie a un fondamentale contributo della Regione, che ha già avuto l'ok del Comitato Ordine e Sicurezza e che si basa sulle tante segnalazioni, per esempio della circoscrizione, piuttosto che dei cittadini o di consiglieri comunali che gravitano in quell'area. Le 16 nuove telecamere si aggiungeranno alle 148 già operative e le altre pianificate con il mix di contributi e che porteranno nei prossimi anni alla soglia dei 240 apparecchi cittadini. Tutti i punti di ripresa saranno collegati con la centrale operativa della Polizia Locale e con la sala operativa della Questura, nonché a breve con il comando provinciale dei Carabinieri. Bene, allora noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, proseguiamo tra poco, mentre vi ricordo Corrado Tremul di Fratelli d'Italia alle ore 8 con noi, alle 9 ci sarà Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Restate con noi. Bentrovati ancora su Tele4, proseguiamo con la rassegna stampa. Ho rischiato di essere ammazzata per 80 euro, rapina terrificante, quanto è successo ve ne abbiamo riferito 2 giorni fa, la rapina originata da un furto in casa in abitazione in una villetta di via Carnaro, la testimonianza della donna aggredita anche con una padella. Oltre un mese di prognosi all'anziana colpita nella sua villetta di via Carnaro, braccio rotto e suturo, e si divide anche la finestra rotta per entrare in casa. Il bus della Sauro Spaccini approda in commissione, finite le vacanze natalizie, anche la politica comunale torna un po' alla volta all'operatività. Ieri è toccato la 5ª commissione presieduta da Maniera Declic per affrontare la questione dello scuola bus Spaccini. Poi Bora forte gelate, lunedì giardini chiusi, oggi ne parleremo, in arrivo forte Bora, freddo, forte abbassamento anche delle temperature, ne parleremo nel corso del telegiornale odierno. Zaini, chiavi, orologi e pure una dentiera, la curiosa galleria degli oggetti smarriti, 2051 i beni più o meno preziosi
dimenticati nel corso dell'anno in corso e poi raccolti in quello che è l'ufficio comunale. Si trova di tutto: portafogli, computer e pure la scorta di carta igienica, fenomeno cresciuto assieme al turismo, e c'è pure il super sbadato che ha perso la cartella 3 volte in un anno. Rogo di Crogole, un evento con Tamara per consegnarle i fondi raccolti per lei. L'anziana gravemente ustionata in casa lo scorso agosto è quasi completamente guarita, sarà presente all'iniziativa promossa dal Comune, incontrerà anche i pompieri e ritirerà 2.000 euro. Problemi di traffico a Muggia a causa delle volte del Fugnale, le modifiche alla circolazione impattano sulla frazione di Santa Barbara, con code in particolare al mattino presto. Il Comune però sta lavorando a soluzioni, ne abbiamo parlato ieri mattina a Sveglia Trieste con il sindaco di Muggia Paolo Polidori, che era presente proprio qui nei nostri studi. Sentiamo. Una viabilità d'emergenza ovviamente, ma che diciamo ci ha dato la possibilità di sperimentare quello che potrebbe essere diciamo, il senso unico, una specie di rotatoria, se pensiamo, tra via Frusin in su, via Santa Barbara il pezzettino in giù e via Battisti di ritorno. Quindi una specie, se vogliamo, una specie di rotatoria, ma col fatto che via Battisti adesso è a senso unico. Questo significa che via Trieste è molto più larga, no, che il tratto prima, poi si restringe su via Battisti, ma ci permette di studiare anche l'impatto su una possibile tratto di ciclabile, nel momento in cui si normalizza tutto, non vogliamo fare altri ulteriori lavori adesso, a viabilità diciamo sistemata, e potrebbe essere un tratto in più di quella che è la soluzione di continuità della ciclabile dall'ingresso di Muggia fino a Lazzaretto. Su in alto di via Frusin, con l'incrocio diciamo con il traffico viene giù da Santa Barbara e le macchine che salgono la rampa per andare poi a Santa Barbara, ci sono dei problemi, ma questi non sono da oggi, da questa viabilità. Sì, è un po' impattato il fatto che tanti vanno su per via Frusin e non prendono la parte giù, che potrebbe è un'alternativa valida, però ci sono dei momenti in cui mi dicono che soprattutto il traffico da Santa Barbara ha difficoltà a defluire. Per cui stiamo studiando adesso nelle more, poi tra l'altro perché abbiamo comunque in previsione di fare non in tempi brevissimi, una rotatoria lì in quel punto. C'è la possibilità, ci sono gli spazi per fare una rotatoria, e questo risolverebbe la fluidità del traffico. In che punto la rotatoria? Proprio là del cimitero, l'incrocio con Santa Barbara in giù, via Frausini in su, eccetera. Questo è il punto con il sindaco di Muggia Polidori. Gli ambulanti promuovono intanto la nuova piazza di Aurisina dopo il restyling, giudizio nel complesso positivo dopo il debutto nel mercatino di martedì, anche se non mancano alcune lamentele su spazi ridotti per le manovre dei mezzi. Andiamo anche a parlare in ambito sportivo del campo di basket di Borgo San Sergio, che rinascerà grazie a Pallacanestro Trieste e Fondazione Pittini. Qui vediamo un sopralluogo sul posto in cui appunto si è fatto il punto della situazione. Andiamo a vedere quello che è il progetto, che è anche collegato a un concorso nelle scuole, realizzato appunto sulla scorta di quanto iniziato anche l'anno scorso con l'operazione Valmaura. Dopo il successo dell'operazione Valmaura l'anno scorso, la Pallacanestro Trieste, attraverso l'associazione Il Cuore in Campo ODV della società stessa, è pronta per la riqualificazione del playground di Borgo San Sergio. Il campetto sarà rinnovato con particolare attenzione alle necessità di chi pratica il basket integrato. Tutto il campo di gioco sarà ridipinto con un nuovo design che comprenderà, oltre alle linee da gioco standard, anche le 2 aree semicircolari previste dal regolamento del baskin. Oltre ai 2 classici canestri, ne saranno montati altri 2 rimovibili a ridosso delle aree di metà campo. Grazie alla delibera a firma dell'assessore Michele Babuder, recentemente approvata dal Comune, il progetto prenderà vita nei prossimi mesi, anche grazie al contributo della Fondazione Pietro Pittini e la collaborazione degli studenti di Edilmaster, Scuole Edile di Trieste, e l'associazione Oltre Quella Sedia. Quest'anno la cosa che ci stava particolarmente a cuore era riuscire a rivolgerci il più possibile a tutti i giovani della cittadinanza, proprio perché
La cosa che per noi è più importante è l'inclusione e il coinvolgimento di tutti. L'inclusione perché quest'anno infatti ci dedicheremo non solamente a dare un campetto in più per la pallacanestro standard che tutti conoscono, ma anche offrire uno dei campetti all'aperto per il baskin. Ma non finisce qui, varato anche il bando di concorso Playground Revolution, rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori, chiamati a progettare grafiche originali per i tabelloni dei canestri e per la pavimentazione del campo. Le proposte vincitrici saranno poi realizzate fattualmente dagli studenti di Edilmaster entro maggio 2025, con un evento inaugurale che celebrerà il completamento dei lavori. Il bando è aperto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni iscritti a un istituto scolastico di Trieste. Tutti quanti potranno partecipare, sia unitamente come classe, come istituto o anche come singoli, semplicemente inviandoci i propri lavori. Troverete una template che potrete scaricare dal nostro sito, che vi farà da base per quello che saranno i vostri progetti, quindi inviateceli, avete tempo fino al 28 febbraio, noi non vediamo l'ora di vedere i vostri progetti. Grazie mille. Bene, pagina culturale, l'Est Europa in 130 film al Trieste Festival, la 36esima edizione del principale appuntamento italiano sul cinema dell'area, il Friuli Venezia Giulia negli anni 20, il grande Apolide Lonizza e la nuova sezione Visioni Queer appunto al Trieste Film Festival. Al Verdi intanto la stagione lirica al via nel segno di Mozart con Il ratto dal serraglio, la regia filologica di Stefanuti e la direzione di Venezia uniti nella versione sfarzosa di un'opera modernissima. Si parte venerdì 17 gennaio, ieri sera c'è stata la conferenza stampa di lancio appunto dell'opera, seguita per noi da Umberto Bosazzi con le immagini del nostro Guido Indri. Sul podio Beatrice Venezzi, particolarmente impegnata la prossima settimana nella nostra città, andrà in scena al Verdi a partire da venerdì prossimo Il ratto del serraglio di Wolfgang Amadeus Mozart, in una versione che vede Ivan Stefanutti occuparsi delle scene dei costumi oltre che della regia. È un'opera di Mozart molto bella, giovanile, un Singspiel, quindi un'opera parlata con i dialoghi in italiano per rendere comprensibile la vicenda, con una compagnia di giovani cantanti. Il ratto del serraglio, in originale Die Entführung aus dem Serail, rappresenta un momento fondamentale non solo per il teatro musicale, ma soprattutto nell'evoluzione compositiva del genio di Salisburgo. L'opera da un punto di vista musicale è meravigliosa, l'argomento è un argomento fantastico, divertente, ma con notevoli impegni vocali dal punto di vista virtuosistico e con dei personaggi con caratteristiche buffe molto pronunciate, quindi diciamo in realtà è un'opera di un Mozart già assolutamente maturo. Momenti di comicità con situazioni sentimentali e drammatiche, il tutto arricchito da aspetti di commedia screziata con quella turcheria di moda all'epoca, frutto di un atteggiamento mutato e più addolcito secondo i dettami dell'illuminismo nei confronti dell'antico nemico, quell'impero ottomano descritto qui attraverso toni più da operetta. Del resto la struttura dello Singspiel e la trama leggerissima fino a parere frivola autorizzano un simile confronto. In occasione del debutto del ratto del serraglio, il Verdi darà il via ad un servizio di ristoro al ridotto de Sabata durante l'intervallo, caratterizzato da prodotti del territorio. L'idea è quella di estenderlo a tutte le recite, non solamente alle prime degli spettacoli. Allora andiamo al fronte sportivo, missione sorpasso, Unione a Verona contro il Caldiero per staccarlo in classifica, Tesser gara da affrontare subito con grande intensità. Vi ricordo che la partita sarà visibile su Tele4 alle 21:30 di oggi, 21:30 su Tele4. Sto valutando se far partire Fiordilino dall'inizio, sta migliorando in settimana, ha lavorato bene, dice Tesser. C'è la possibilità appunto di scavalcare in classifica lo stesso Caldiero in caso di vittoria. C'è da considerare però che non c'è solo il campo piccolo a penalizzare chi ha più tecnica, scrive Antonello Rodio, ma è da considerare anche la verve della compagine di Soave che appena una settimana fa ha perso l'Euganeo solo di misura contro la corazzata Padova. Fra i convocati c'è Silvestri e c'è Balcò, ieri ufficializzato, quindi insomma c'è possibilità anche di cambiare per mister Tesser. Vedremo se Fiordilino partirà dall'inizio.
Quanto alla formazione, tirando le somme, davanti a Ross dovremmo rivedere la stessa difesa vista col Caldiero, coppia centrale Bianconi-Frare, Johnson a destra, Tonetto a sinistra, Silvestri e Balcò sono arrivati e partiranno dalla panchina. Il dubbio a centrocampo, assieme a Correa e Vallocchia, il tecnico valuta la possibilità di inserire Fiordilino dall'inizio, altrimenti Brahima, che sembra favorito su Attis e Bozza. Sulla tre quarti e la Zrak con Olivieri e uno tra Vertainen e Udo. Ricordiamo che anche in caso partisse Udo, che ha fatto bene al suo esordio al Rocco e che è giocatore di ruolo finalmente, centravanti vero. C'è da dire però allo stesso tempo che Vertainen, ricorderete lo scorso anno, è stato ottimo proprio nel subentrare a partita in corso. 21:30, Tele4, la Triestina contro il Caldiero. Quanto alla pallacanestro Trieste, palla Rubini da blindare, l'articolo lo leggiamo poi, andiamo a rivederci intanto, refrescando la scaletta in regia con il nostro Guido Indri, il servizio di lancio della partita con Pistoia quanto mai delicata, perché è l'ultima del girone d'andata. La pallacanestro Trieste è già qualificata per le Final 8, ma chiaramente si tratta di una partita che chiude il girone d'andata e c'è la possibilità appunto di chiudere al meglio possibile questa prima parte di campionato da ritorno di Trieste a 1. Chiudere in bellezza il girone d'andata ed ottenere il massimo per il piazzamento alle Final 8 di Coppa Italia, anche se vedendo la classifica e il rendimento delle squadre di questo campionato è evidente come chiunque possa vincere la competizione di Torino piuttosto che uscire al primo turno. Per il match di domenica alle 19 Trieste recupera il centro Jace Johnson, mentre si attendono ancora lumi societari sulla questione Justin Reyes. Sta di rumors, la società a questo punto aspetta di rivederlo un'altra volta in campo appena possibile, poi si vedrà se proseguire o prendere altre strade. Si vocifera di un lavoro sotto traccia sul mercato per individuare un lungo dinamico in caso di addio. Pistoia è penultima a pari punti con Cremona con 3 vittorie e 11 sconfitte. Si trova in una situazione di chiara emergenza e necessità di fare punti. Ecco perché bisogna fare molta attenzione a questa sfida, in cui dovrebbe esordire l'ex biancorosso Derek Cook sotto canestro, mentre Andrew Smith ha ufficialmente rescisso. In campo potrebbe non esserci pure il figlio d'arte Maverick Rowan, da tenere d'occhio soprattutto il trio composto dal play americano Michael Forrest, il centrolettone Carlis Silins e l'altra point guard a stelle strisce Semai Christian. A dispetto della classifica si tratta della formazione che prende più rimbalzi difensivi di tutta la 1, 29 a partita, segnando però solo 82 punti di media. I biancorossi di Christian invece primeggiano per rimbalzi offensivi, oltre 13, e stoppate più di 4. E ci sarà invece il figlio d'arte di Rowan, già visto in maglia pallacanestro Trieste, epoca Telit, era un grandissimo giocatore. Fin qui Trieste ha vinto più volte in trasferta che in casa, con Pistoia l'occasione per invertire la tendenza, finora 5 successi a 3, più in trasferta che sul parquet del Palatrieste, dove però, lo ricordiamo, la formazione di coach Christian ha battuto squadre come Milano. Brescia-Trento vale il primato, Trapani punta al secondo posto, ovviamente qui si tratta di questione proprio posizionamento in vista delle Final 8, della griglia, diciamo così. Trieste ricomincia a Chiarbola con il big match contro Molteno. Dopo la lunga pausa di fine anno i biancorossi affrontano la quarta in classifica. Il vice capitano Postogna: ci siamo preparati bene, ma loro sono organizzati. Bene, ripartiamo invece con la questione politica, perché c'è grande bagarre sulla questione terzo mandato in Friuli Venezia Giulia per il presidente Massimiliano Fedriga, sulla scorta anche del dibattito relativo alla situazione Campania, alla situazione Veneto. Andiamo prima a vedere il servizio di riepilogo anche sulla base di quello che è successo, del dibattito che si è scatenato nel salotto di Ring con la conduzione di Ferdinando Avarino. Sentiamo intanto questo. La questione del terzo mandato, non c'è un accordo tra i partiti della maggioranza, poi che possa servire un'iniziativa legislativa, diciamo, per armonizzare tutti gli ambiti, questo è un tema sul quale sono disponibile a parlare, perché è vero che ci sono scenari diversi, però ad oggi obiettivamente non mi pare che si possa intervenire
diciamo, uno sì e uno no. Dopo le parole della Premier Giorgia Meloni sul limite ai 2 mandati per i presidenti di regione e la replica di Fedriga, che ha parlato di vulnus democratico qualora si impedisse a una regione a statuto speciale di esercitare la propria autonomia sugli enti locali, il futuro della maggioranza in Friuli Venezia Giulia diventa un campo minato che potrebbe addirittura, dell'ipotesi più grave ma anche più lontana, far finire in anticipo la legislatura bis della giunta Fedriga. Perché potrebbe succedere? Beh, se il governatore dovesse far votare per il terzo mandato in Consiglio regionale nell'ambito di una riforma elettorale più ampia e porre la questione di governo, la fiducia a livello del parlamentino nostrano, allora in caso il centrodestra non trovasse l'accordo, il presidente triestino, nato a Verona, dovrebbe andare a casa e si andrebbe a elezioni anticipate in autunno. Fantapolitica? Per nulla, anche se gli scenari attuali sono ancora tutti da valutare. Quindi se loro lo presentano senza dirvi nulla, primo scenario. Secondo scenario, se intendono presentarlo avvertendovi, comunque vi rimandate a un ragionamento nazionale, e l'abbiamo sentito fare oggi da Giorgia Meloni, cioè armonia, non si può fare uno sì, uno no, e allora non c'è una terza via. Penso che i tempi... Non c'è una terza via in cui potete seguirli, certo, su questo. Certo che non esiste la terza, non è data la terza via. Secondo me arriveremo alla fine di questa legislatura regionale, sì. Sicuramente posso scommetterci su quei 3 punti che mi ha detto. Non c'è la terza via, cioè l'accettare il terzo mandato, certo. Non c'è. Una non c'è. La prima non la prendo neanche in considerazione. Cioè lo strappo, portare in aula neanche, il voto con la questione di fiducia? Ma ci mancherebbe altro, ma non la prendo neanche in considerazione. Così come invece la spinta al terzo mandato è quanto mai forte all'interno della Lega. È uscito un sondaggio Ipsos, è un sondaggio che è stato fatto per capire qual è il gradimento della giunta regionale e del presidente della regione. Questo sondaggio dice che in questa regione il presidente ha un gradimento superiore al 70%. Un'azienda importante, quando c'è un bravo amministratore che porta a casa interessi per l'azienda, non si cambia. Posto che ovviamente la lista Fedriga non può che appoggiare l'idea della prosecuzione, in Forza Italia, che pur con il responsabile degli enti locali Maurizio Gasparri ha già detto no, permangono posizioni differenziate. È chiaro che un ragionamento rispetto a questa opportunità ci sta tutto, però come ho detto poco fa, la mia comunità è una comunità, cioè, dove Italia, mi è sentito il dibattito, mi è consentito il dibattito, mi è consentito dire ciò che penso, però poi deve essere naturalmente mediato con le volontà. Mi è chiaro, diciamo. Bene, allora questo è il dibattito, poi c'è stata la risposta ieri sera nel telegiornale di Tele4 in diretta da Udine del presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha affrontato l'argomento, le prospettive, anche i potenziali, tra virgolette, rischi dell'operazione terzo mandato qualora fosse portato un provvedimento in questo senso in Consiglio regionale per una resa dei conti, diciamo così, con la maggioranza di centrodestra. Serve parità di giudizio, non capisco perché alcune regioni possano fare 3 mandati e altre no. Non soltanto la competenza è non soltanto nostra come regione su speciale, ma credo che sia da fare una riflessione anche per le regioni a statuto ordinario. Non a caso la norma nazionale non prevede il limite dei 3 mandati per norma nazionale, ma dice che le leggi regionali devono adeguarsi a 2 mandati. È quanto particolare. C'è una norma che dice come devono normare gli altri. Quindi io ritengo che dal punto di vista costituzionale bisogna fare una riflessione, ma soprattutto oltre a queste cose che sono tecniche, e io lo faccio, penso, scevro da interessi, perché il Friuli Venezia Giulia voterà nel 2028, quindi c'è tutto il tempo possibile, chissà cosa succederà, chissà se io vorrò ricandidarmi, oggi mi piacerebbe ma non lo so nel 2028. Però dobbiamo porci una riflessione che sia estranea all'interesse particolare del momento di qualcuno e domandarci dal punto di vista democratico: possiamo lasciare la possibilità ai cittadini di scegliere? Il terzo mandato non significa che uno automaticamente fa il terzo mandato, ma che si sottopone nuovamente al giudizio libero dei cittadini e non invece a chi vorrebbe una partitocrazia che decida se uno può o non può candidarsi. Penso che chi decida debbano essere i cittadini liberamente, e anche magari bocciare un'amministrazione che non ritengono positiva o magari premiarla e dire andate avanti perché state facendo bene. Ecco, quindi di fatto lei fin dove si spinge? Fin dove vuole provare a spingersi per provare a ottenere quello che lei ovviamente ritiene che sia corretto, ovvero il libero arbitrio dei cittadini e il terzo mandato? Perché la domanda poi di fatto è: si rischia un po' una spaccatura? Quanto è profonda, se c'è una crisi magari con Fratelli d'Italia? No, ma con Fratelli d'Italia stiamo andando bene in modo costruttivo, credo.
Sicuramente su certe cose sono da fare degli approfondimenti insieme, ma la mia coalizione, la coalizione Appoggia, penso sia forte, sia coesa, andiamo avanti in questa direzione. Per quanto riguarda, io parlo sempre in terzo mandato in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni, perché devo tutelare tutte le regioni di questo Paese e soprattutto i cittadini di tutte le regioni di questo Paese. Per quanto riguarda specificatamente il terzo mandato in Friuli Venezia Giulia, è un mandato che dà il Consiglio. Ho sempre detto che nelle leggi elettorali ed altro la Giunta non entrerà a pie pari, non l'ho fatto la scorsa legislatura, anche su altri argomenti, perché sono tanti temi. Pensiamo soltanto che oggi in Friuli Venezia Giulia, nel Consiglio regionale, una forza politica che ha preso meno voti di Fratelli d'Italia, della Lega, della lista Fedriga, ha più consiglieri di Fratelli d'Italia, della Lega e di lista Fedriga. Un problema dobbiamo porcelo, perché altrimenti rischiamo che non sia la rappresentanza delle minoranze, che quello è doverosa e da tutelare, ma che ci sia un'inversione della volontà popolare. C'è una forza politica, ribadisco, in questo caso faccio i nomi, ma veramente con tutto il rispetto, perché questa è la norma, quindi non è colpa loro, una forza politica come il Partito Democratico, che ha preso meno voti della Lega, che ha preso il 19%, di Fratelli d'Italia che ha preso circa il 18%, della lista Fedriga che ha preso circa il 18%, ha 10 consiglieri. La Lega ne ha 9, Fratelli d'Italia ne ha 8, la lista Fedriga ne ha 8. C'è qualcosa che non funziona nella rappresentatività, perché noi dobbiamo esprimere il volere popolare e non invece delle storture legislative che purtroppo hanno portato anche a questa non rappresentanza tra il voto e la rappresentanza stessa. Perfetto, quindi insomma si tende una mano, nessuna spaccatura. Io ho letto ricostruzioni più fantasiosi, commenti, voci. Io garantisco che il mio obiettivo è rispettare il mandato ricevuto dai cittadini e fare le cose. E devo dire che oggi, per quanto riguarda la mia attività, sicuramente il terzo mandato non rappresenta una priorità. Penso però che in linea generale, visto che questo è il dibattito che sta caratterizzando a livello nazionale il Paese, sia fondamentale che i cittadini possano scegliere. E questo è un principio che deve valere per i governatori, per i sindaci, per i parlamentari. Ecco, l'unica cosa, se mi permettesse un piccolo sassolino della tasca mi tolgo, è quanto è particolare che alcuni parlamentari che ho visto, che hanno 6-7 legislature, sono da 30 anni in Parlamento, dicano che non si possa fare il terzo mandato per i presidenti di regione che hanno le elezioni dirette, a differenza di chi ha le liste bloccate. Ecco. Quindi su questo dico, io sono sempre, sono lontano dal populismo e credo che anzi se uno fa bene il parlamentare deve poterlo continuare a fare e non c'è alcun dubbio, però ecco, chiederei una coerenza da parte di tutti, perché altrimenti appunto se non c'è questa coerenza si rischia che anche la gente interpreti soltanto queste prese di posizione come strumentali e non invece in un interesse collettivo. Allora, ci fermiamo un istante per la pubblicità e ci ritroviamo tra poco con Corrado Tremul di Fratelli d'Italia, qui in diretta a Sveglia Trieste. Bentrovati con noi Corrado Tremul di Fratelli d'Italia, consigliere comunale che è con noi questa mattina. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno Marco, ringrazio. Ascoltiamo le telefonate. Qua siamo, giusto? Vedremo cosa che viene fuori. Allora, Corrado, ti faccio subito rivedere il servizio di Gianluca Paladin, che ieri è stato in, tra virgolette, zona tua, perché Rione di Sant'Anna, via dei Gravisi, c'era stato il fatto delle auto bruciate il giorno prima. Dalle interviste con la gente sul campo, però, è venuta fuori una situazione un po' più ampia, diciamo, di disagio, di atti vandalici e quant'altro. Sentiamo, così ne parliamo assieme. Volentieri. Una di queste due macchine è la mia. Sul serio? Sì, è la sua auto? Sì. Le parole affrante di chi è stato vittima dell'ennesimo incendio appiccato da un piromane. Ora i residenti hanno paura. Troppi gli episodi di vandalismo e danneggiamento. Cresce l'allarme nella periferia est di Trieste, dove l'altra notte, in via dei Gravisi, nel rione di Sant'Anna, a poca distanza da via Flavia, erano state date alle fiamme 2 automobili. Sull'ennesimo atto vandalico indaga la Polizia di Stato. Inizialmente è stato appiccato il fuoco sull'Astra. E poi chiaramente il fuoco era talmente importante che ha coinvolto anche la nostra, e in più c'è stato, praticamente si vede anche che hanno tolto il tappo del serbatoio e hanno
Purtroppo è una zona che c'è poca illuminazione. Non solo danneggiamenti e incendi, la zona è anche preda dei ladri che entrano negli appartamenti dopo aver studiato le abitudini delle loro vittime. Non sappiamo, è da mesi che comunque vengono fatti atti vandalici su auto, scooter. Hanno anche rubato delle serrature, spaccato il servosterzo di altri scooter. Quindi sono dei furti anche negli appartamenti qua sopra. Sì, hanno rubato un 150 nell'altra via. Diciamo che è un susseguirsi di queste situazioni e ci sentiamo poco sicuri. Tornando all'allarme piromane, i residenti della zona stanno cercando di tutelarsi condividendo informazioni e accorgimenti. Sono rimasta veramente sbalordita l'altro giorno a vedere questa cosa. Noi abbiamo anche in effetti una chat di condominio perché stiamo alle villette qui sopra e mio marito ieri ha messo subito il fatto di stare attenti. Allora, commentavamo già in corso d'opera con Corrado Tremul quello che succede non solo nella periferia est, ma in particolare in quella zona della città. Tra l'altro in un raggio di 500 metri avevamo fatto un servizio, se non sbaglio 3 o 4 giorni fa, sulla questione banda della colla, cioè i ladri che lasciano i segni sulle porte. Sì, allora, in Alberato è poco, tanto la mia solidarietà a queste persone che subiscono un danno. Ne parlavamo prima, che io dal mio punto di vista è inconcepibile, posso avere un Panda come posso avere chi ha la fortuna, io no, ma chi ha la fortuna di avere un Ferrari per assurdo non cambia niente, è un mezzo proprio che una persona chiaramente usufruisce, tempo libero e lavoro, ma soprattutto se l'è sudato indipendentemente dal valore della macchina. E sono due cose differenti, una per appunto sono gli episodi che, come avete ricordato altre volte qui, angolo Via della Pace, poi a Servo, gli incendi sono una cosa con un soggetto o comunque una persona o delle persone che si comportano in questa maniera schifosa. L'altra è il problema che non solo nelle periferie, sempre grazie ai servizi di Tele4, è il discorso dei furti negli appartamenti che stanno aumentando in maniera molto preoccupante negli ultimi tempi. In ambedue casi è meglio che non commento, spero sempre di trovarmi al momento giusto, ma non succede. Proprio ieri c'era anche Tele4, eravamo giù alla conferenza stampa che è stata fatta dall'assessore la De Gavardo con gli uffici e anche il comandante mi scusi, dei vigili per l'installazione delle telecamere, tra l'altro nella 7ª, per appunto in questo caso circoscrizione, dove sono verificati tra gli ultimi fatti. È un vecchio mio pallino legato, e resterò sempre dell'idea del carabiniere, poliziotto, vigile di quartiere, che dal mio punto di vista capisco chiaramente oggi come oggi i numeri sono un po' carenti, però era dal mio punto di vista una misura efficace. E le telecamere in questo caso diventano importantissime per individuare, soprattutto visti anche gli orari, perché i furti spaziano come ore anche alla mattina, mentre questo non lo so sinceramente, spero di non incontrarlo. Va a fare questi tipi di danni. Le telecamere in questo caso qua diventano importanti per identificare questi atti anche come di deterrente, vandalismo. insomma, Deterrente, no? I cittadini si sentono un po' più tranquilli. Ci sono stati dei casi anche utili per quanto riguarda gli incidenti stradali, quando la persona va via avendo una telecamera, oggettivamente ti rende più facile il lavoro investigativo per risalire al colpevole. E la 7ª circoscrizione nella zona Giarizzole, Valmaura, c'erano anche i consiglieri della 7ª circoscrizione, tra l'altro io dal mio punto di vista sempre colleghi, ma ho fatto per 5 anni quella zona, la conosco bene,
tutto quello che si può mettere in campo per deterrente, creare sicurezza e anche rintraccio di questi soggetti, usiamo il termine così, ben venga, ed è una periferia. Tanti dicono sì, si pensa solo a Piazza Unità. No, non pensiamo assolutamente solo a Piazza Unità, come ci viene qualche volta detto anche in Consiglio Comunale. Noi siamo sulle periferie e ci saremo sempre, come siamo nel centro, dove serve, insomma, nella città di Trieste. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, prego. Dunque, buongiorno. Buongiorno e grazie alla regia che mi mette in onda. Dunque, buona giornata caro dottor Marco e l'amico consigliere Corrado Tremol da Claudio Visentini. Grazie Claudio e Graziella, buongiorno. A lei. Oggi sul piccolo c'è una mia breve segnalazione e chiedo cortesemente a Corrado un suo pensiero, una sua risposta. Ho scritto che anche fuori dal porto franco estendere le zone franche. Auspico che la politica triestina, ma anche regionale, ma anche nazionale, mettano in essere la proposta di Zeno d'Agostino. Sebbene lo stato extradoganale sia in vigore grazie al trattato di pace parificato alle zone franche europee, per una dimenticanza dell'Italia non risulta sulle liste delle zone franche UE. Credo che estendere le zone franche fuori dal porto come zone free, come è stato fatto con la Bata San Doligo, sia cosa buona e giusta. Tra l'altro è anche una battaglia di Giorgio Marchesi a San Doligo. Infine, come non parlare, e quindi Forza Unione, Forza Tesser, vero leader in società, e credo pure Marco sarà d'accordo, ci sono allenatori bravi, altri vincenti, e Attilio lo è. Oggi la Triestina che gioca col Cagliero Terme rappresenta una ghiotta occasione contro una diretta rivale per scalare ulteriormente la classifica. Grazie e buon lavoro. Grazie Visentini. Grazie Claudio e Graziella, come ho detto prima vi auguro buona giornata. Sempre Forza Unione, è una partita importante per tenere intanto più squadre possibili dietro, Attilio, che mando un saluto, un grande allenatore ma soprattutto un grande uomo, molto competente. Palese è stata la campagna acquisti sbagliata fino ad ora, stanno mettendo mano, sono arrivati, do il benvenuto ai nuovi giocatori, come ho sempre detto, questo è il mio modestissimo punto di vista, giocatori di categoria, giocatori italiani, che sia ben inteso, secondo me, lo dico da sempre, questo vale per la Serie A, ma per qualsiasi sport, il straniero, indipendentemente da dove venga, deve farmi fare la differenza, vedi Maradona, Rummenigge, Platini, Van Basten, pongo degli esempi, non abbiamo bisogno di giocatori che oggettivamente non ti fanno fare la differenza e bisogna dare spazio soprattutto qua ai nostri giovani ragazzi che sputerebbero, non so se è giusto il termine, comunque sangue, tra virgolette, sudore per la maglia di Trieste. Stessa cosa anche, ripeto, negli altri sport, anche nella pallacanestro, insomma, è sempre un piacere vedere un giocatore locale che si esprime, dà quello che può per la propria città. Allora, siccome parliamo di Triestina, volevo sentiamo la telefonata, poi gli faccio rivedere una cosa a Corrado. Pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord, buongiorno. L'ultima volta che è stato Medao gli ho chiesto, no? Non è Medao. Quanti sono gli agenti? Non è Medao. Quanti sono è Corrado Tremol. No, sì, ho chiesto questo a Medao, ho chiesto a Lobianco, ho chiesto a Resigno, quanti sono gli agenti che sono arrivati ultimamente per controllare il confine? Quanti sono? Nessuno mi ha detto. Ma come mai? Dobbiamo preoccuparci noi? Ma noi vi abbiamo votato perché fate i nostri interessi. Invece vedo che arrivano sempre di più, o
No, sempre gli stessi arrivano. Avete mandato tre pullman in Lombardia e si è riempito ancora Trieste. Ma è possibile che non riuscite a controllare chi entra col documento e chi non entra, lo lasciate in Slovenia? Ma non lo so io, che teste calde. Vabbè, teste calde, lei si è rapato, non c'entra. Avrà freddo nella sua testa, non lo so. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Ma è possibile che non si possa sapere quanti sono gli agenti e se sono in servizio? Certo che sono in servizio, sono ai confini, basta che prenda l'auto e vada a fare un giro, se ne renderà conto senza problemi. Esca di casa e dia un'occhiata al mondo magari. Andate a Va bene? casa, andate a casa. Va bene, lei prenda l'auto e vada a vedere, così si rende conto, visto che è così gentile come sempre, testa rapata, magari insomma non è proprio elegante da dire. Comunque grazie per il suo intervento, prego. Ma insomma, che te devo dire? Intanto esca, tanto guardi i numeri che vengono forniti per quanto riguarda la gestione da quando c'è la Meloni sui stranieri, per quanto riguarda poi la presenza nei confini, hai detto tu Marco, basta andare a prendere in macchina, si vede, gli agenti erano 60 l'ultima volta, i numeri comunque gli vengono forniti dalla prefettura e dalla questura. Sul commento rappato, sì, mi raso, ecco, rappato è un po' differente, ma gli auguro una buona giornata, sì. mi stia bene. Allora, telefonata ancora, buongiorno. Buongiorno dottor Stabile, a lei e al Carissimo, suo buongiorno. Buongiorno signor Fulvio. Buongiorno consigliere Tremul. Buongiorno, allora, buongiorno io Fulvio. non voglio entrare nel merito di tutte le criticità che ci sono a Trieste, dalla sicurezza in poi. Non voglio neanche entrare perché non mi interessano in questo momento risposte in merito. Perché se non si controlla il territorio con la gente che vive nei quartieri, nei rioni, nelle vie, va a fare la spesa nel negozio, va a bere il caffè e sente i discorsi e chiede al banconiere, al gestore del locale come qua, cosa succede, chi è di nuovo, chi è vecchio, no? Bisogna controllare il territorio come faceva il maresciallo Scalabrino a Servola, tutto là, e si conosce qualche tipo strano che comincia a circolare che prima non c'era. No, voglio chiedere una cosa, è mai possibile che non solamente io, adesso anche altri, cominciano a parlare dell'allegato ottavo? Tutti questi politici che si propongono per servizio alla cittadinanza hanno un'etica, hanno una morale, perché è un obbligo di ciascuno di noi, quando veniamo a conoscenza che ci sono delle illegalità, di denunciarle, sarebbe denunciarle anche parlando tra di noi, perché tutto quello che viene fatto di illegale qua nel territorio libero di Trieste è colpa del silenzio di tutti noi, è colpa del silenzio. Perché quelli che ne hanno colpa non vengono messi di fronte alle loro responsabilità e questi non hanno neanche una coscienza, non hanno un'etica. Ha ragione Francesco Iori con l'articolo fatto e pubblicato sul Piccolo in aprile dell'altro anno. La questione è morale, oramai non si tratta più di mani sporche, sono lerce fino al gomito oramai. Ma qua è una questione veramente etica, è veramente una questione etica. Adesso sul giornale di oggi il fatturato dell'industria sta andando a picco per vari motivi, per varie questioni indubbiamente. Ma sappiamo cosa vale il territorio libero, sappiamo la potenzialità economica degli allegati del trattato di pace. Ma stiamo scherzando, noi stiamo uccidendo con il nostro silenzio, stiamo uccidendo la nostra cittadinanza, stiamo uccidendo i nostri giovani che devono andare via, devono lasciare le proprie case per andare via quando avrebbero uno sviluppo qui da noi, col Portofranco Nord detto Porto Vecchio, ma nessuno, Tremul, in consiglio,
in consiglio, ma non si alza mai a dire: ma signori, stiamo scherzando? Viali monumentali? No, insediamenti industriali di ultima generazione. C'era scritto poco tempo fa su Segnalazioni uno che scriveva l'esempio di trattare un qualsiasi prodotto in Italia o trattarlo qua in punto franco. Va bene, grazie. Grazie per la sua telefonata. Corrado, se vuoi rispondere. Rispondo a quello che ho sempre risposto sul discorso del territorio libero di Trieste, con tutti i vari allegati, me li sono guardati, ho una mia opinione, rimango sempre dell'idea che la problematica ha come il signor Fulvio che chiama. Io ammiro sempre le persone che comunque, anche se non condivido totalmente le idee, combattono, tra virgolette, per un proprio credo, una propria giustizia o un punto di vista. È un qualcosa che va oltre sicuramente alle capacità del consigliere comunale, come può essere anche del consigliere regionale, e in questo caso, come si è anche visto, bisognerebbe alzare molto il tiro, addirittura in questo caso aspettare poi cosa verranno fatte queste sentenze che sono in giudicato l'opinione, tra virgolette, legislativa europea. Il punto franco con Giacomelli, quando si parla di porto, ad esempio, delle zone come parlava prima Visentin, dove è stato possibile attuarlo, è stato messo in atto, chiaramente ha portato dei riscontri positivi con che sia BAT o l'ex Barzila o quant'altro, dove è possibile. Il porto nuovo di oggi, bisogna vedere chi verrà a vincere la gara. Da quello che c'è stato illustrato ci saranno anche non solo che il viale Alberato, ma ci saranno diverse realtà lavorative e imprenditoriali. È un po' presto per parlarne, sono fiducioso perché porterà di sicuro benessere e posti di lavoro appunto per i nostri giovani, che è la cosa più importante. Saluto il signor Fulvio. Ancora una telefonata, pronto? Buongiorno Stabile, buongiorno a lei e a Tremul, a Corrado Tremul. Allora Stabile, intanto un piccolo, non so, questi che telefonano, no? Come le ultime due telefonate, offendono i cittadini, i politici, danno degli epiteti che a me non sembrano giusti. Una volta chiudevate la televisione, il contatto quando c'erano queste offese. Comunque tutta la mia solidarietà a Corrado Tremul. Volevo dire una cosa, Tremul, mi scusi. Ecco, e queste telecamere, no? Sì. A me è successo 3 giorni fa un episodio abbastanza inquietante. Alle 9 di sera, con una nebbia che non si vedeva a 10 metri, intorno a casa mia, in una proprietà privata, mi sono trovata 2 individui, non so se era una coppia o se erano 2 maschi, no? Con delle torce che sembravano dei fanali delle macchine. In che zona? Guardavano in proprietà privata. Sì, ma in che zona? Che via? Che rione? Via Baiardi. Via Baiardi. Via Baiardi. Stessa zona della rapina della signora. Sì. Allora, ho visto che giravano in proprietà privata, non so perché, mi sono affacciata alla finestra, forse non avevo in quel momento voglia di fumare, ma lo stesso mi sono affacciata, ho visto questo. E ho detto, cercate qualcuno. No, qui mi hanno detto che c'è una casa in vendita e alle 9 di sera venite a cercare la casa in vendita. Sono scesa subito giù perché illuminavano proprio le case internamente e naturalmente col cellulare e col spray al peperoncino. Questo non lo lascio mai a casa quando mi incontro. Poi ho detto, io chiamo i carabinieri, ma cercavamo una casa, ma non siamo dei ladri, non l'avete scritto in fronte, ho detto che non siete dei ladri, a queste ore o venite con un'agenzia immobiliare o venite col proprietario, non potete girare per una proprietà privata alle 9 di sera facendo i cavolacci vostri. Adesso chiamo i carabinieri, come ho preso il cellulare
se ne sono andati. Ho avvisato i carabinieri. Qui un vicino mi ha avvisato anche, poi quando ho chiuso il telefono, ha detto se non sentivo gridare ok. Certo. In qualsiasi momento io devo chiamare il 112. Allora, innanzitutto ha fatto bene a chiamare subito i carabinieri, anche perché ci sono delle bande in giro in questo periodo che stanno segnando e svuotando poi eventualmente gli appartamenti. Io abito in una casetta stabile. Sì, vabbè, differente. Ha fatto bene a chiamare i carabinieri perché in questo momento ci sono bande all'opera. Sì. Certo. Però il discorso è un altro che volevo porre a Tremoli, mi scusi, sarò veloce. Ecco, le telecamere, qui da noi c'è un bosco intorno, siamo come sul Carso. Sì. Allora io pregavo Tremoli se si può interessare nei prossimi denari che verranno dalla regione o dal comune o indifferente, di mettere anche qualche telecamera in via dei Baiardi, dove ci sono non corre metterle nel bosco, ma intorno a questi nuclei di case, che ci sono parecchi nuclei, poi c'è il bosco che insomma divide un nucleo dall'altro. Grazie. Grazie per la telefonata. Tra l'altro via Baiardi, dove è successo anche l'episodio della rapina all'anziana in casa, cioè furto trasformato in rapina, quindi zona effettivamente sensibile. Concordo con quanto hai specificato e detto prima. Prendo nota, l'avevamo fatto ad esempio nella zona anche di Barcola, con tra l'altro un servizio vostro, eravamo là io e Gabriele, Cinque Palmi, ma siamo sul territorio sempre, tutto il gruppo nostro, Salvatore, Marcelo, che mi hanno confuso prima tra il signore di Udine, no? Siamo sempre sul territorio, prendo nota, sicuramente come ho detto prima le cose importanti sono chiaramente per quanto possibile presenza delle forze dell'ordine, io dicevo prima che vigile, poliziotto, carabinieri di quartiere, telecamere, illuminazione, perché l'illuminazione è a tutti gli effetti un deterrente, ti permette anche di anticipare l'eventuale sorpresa e sicuramente stiamo cercando con le forze dell'ordine chiaramente di mettere in campo tutto quello che si può oggettivamente, perché di fatti purtroppo in questi ultimi tempi si succedono molto spesso. Allora, c'è ancora una telefonata, la sentiamo prima della pubblicità. Buongiorno. 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 Sì, pronto? In onda. Buongiorno. Sì, grazie. Allora, io prendo spunto dalla telefonata di quel signore Lega di Udine lì, insomma, che vorrebbe i carri armati, i cani, i mordaci, i cecchini sui confini per non far passare. Bisogna avere pazienza. Ecco, appunto. Allora, volevo però raccontarvi brevissimamente la mia esperienza per quanto riguarda il rapporto su questi migranti fra Italia e Slovenia, che sento ogni tanto dire perché non li rimandiamo in Slovenia. Allora io velocemente ho la bicicletta, faccio spesso il tragitto Trebiciano, Orlet, Cesana, Ferneti e così. Un giorno mi capito lì, all'altezza di Orlec, fra Orlec e Cesana, trovo una colonna saranno state 25 persone, ragazzi, tutti i ragazzi che conosciamo, Pakistan, Afghanistan, indifferente, tutti ben vestiti, questo da notare, ben vestiti e incolonnati, con uno davanti con uno smartphone che doveva avere una sorta di GPS, diciamo. Allora mi sono fermato con la bicicletta addirittura a guardarli, loro gentilissimi, così, sorridenti. Allora a un certo punto vedo che deviano verso il bosco, come conoscessero il sentiero e così via. Io riprendo il mio viaggio, vado a Ferneti, siccome lì mi fermo a prendere il caffè al bar, ci sono molti poliziotti, molti carabinieri, così si entra anche una certa confidenza. A un poliziotto gli ho detto: guarda che adesso ho visto saranno stati 20-25 ragazzi tranquilli che sembravano una gita, ecco. Ah sì, lo sappiamo, li aspettiamo a Trebiciano, poi li portiamo
in centrale a Trieste. Ecco, questa è stata la risposta della polizia. Cioè, voglio dire, questa illusione che abbiamo di collaborazione, di sparatorie, se li spariamo tornano indietro, adesso esagero un po', diciamo, però non prendiamoci in giro. C'è veramente un qualche banda di organizzati che sicuramente ci mandano questi ragazzi tranquillamente di qua, organizzati, perché erano appena stati rifocillati questi ragazzi, sicuramente. Grazie per la giornata. Grazie, come ben sapete, una volta che arrivano si cambiano e lasciano tutte le prove documentali del loro passaggio sulla rotta balcanica, nei boschi, scontrini, eccetera, eccetera, si cambiano e vengono portati oltre confine, soprattutto attraverso zone quelle che diceva sul Carso, zona diciamo di approdo Trevigiano-Padriciano, piuttosto che attraverso la Varosandra, piuttosto che attraverso i monti Carso e Cocusso, il ponte il Bosco Bazzoni, sono i percorsi più attraversati per arrivare in Italia attraverso Passer, che come dice lei giustamente con il telefonino hanno un GPS. Molto spesso si vedono questi figuri anche sul sentiero dell'amicizia di Varosandra, dove un po' tutti vanno a fare la scampagnata, la gita, quindi purtroppo questa è la realtà. Sì, poi va detto, il solito discorso della comunità europea, il primo paese d'entrata nella comunità europea è quelli che dovrebbero... che ormai è la Croazia addirittura. Ed è esatto, là volevo arrivare, per cui la famosa collaborazione da un certo punto di vista con la polizia mista italo-slovena è stata fatta, i respingimenti poi si sono trovati dei giudici che hanno sentenziato le irregolarità di ciò con tanto di rimborso alla persona che ha subito il presunto torto, e si mette in campo sicuramente quello si può. Risottolineo, il primo paese d'entrata in questo caso è la Croazia ora, e ad oggi noi vediamo i flussi che arrivano, questi non scendono con gli elicotteri sul confine di Ferneti o poco via, no? C'è tanto da lavorare, il governo sta cercando di fare tutto quello che è possibile, è un problema grosso perché non stiamo parlando che si ha la bacchetta magica, certo è in assoluto dal mio punto di vista deve essere tutelato il confine del proprio paese nel miglior modo possibile e ad avere i mezzi per farlo senza portare il tutto nelle varie sedi giuridiche dei tribunali e quant'altro. Questo è il mio pensiero. Bene, ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste. Prima delle prossime telefonate di tornare sul fronte politico, volevo, chissà che insomma, non porti bene, Corrado farà gli scongiuri, rivediamoci le highlights dell'ultima partita della Triestina contro la Clodiense e poi torniamo a parlare di unione con il nostro amico Corrado Tremul di Fratelli d'Italia. Arriva Fiordilino per la rimessa laterale, va da Olivieri, lo vede, lo serve, pallone di ritorno per Fiordilino, Olivieri sulla destra, la possibilità di andare al cross, teso, Johnson recupera, serve Tonetto, c'è la possibilità di andare al tiro, poi va Locchia dalla parte opposta del campo, vediamo cosa si inventa, palla per Vertainen all'indietro, Fiordilino tocca Correa, la piazza, Olivieri, sotto porta, Marco Olivieri, ancora lui, ancora davanti alla curva Furlan, Marco Olivieri sblocca il risultato allo Stadio Rocco, 1-0 per la Triestina, poco prima del 56esimo minuto di gioco, Marco Olivieri in rete, se l'era meritato questo gol la Triestina, la quarta azione pericolosa dal rientro in campo dopo il tè caldo ed arriva il gol di Marco Olivieri. Ancora la Clodiense, palla per Nelli, toccata in profondità per
Sinani, poi il recupero palla della Triestina con Correia sulla sinistra, parte Olivieri contro Munaretto, s'accentra Olivieri per andare al tiro, poi serve sulla corsa Ryan Elazraki, il tiro ribattuto di spalle ed è gol di Ryan Elazraki, servito da Marco Olivieri con deviazione del difensore che si spegne alle spalle di Gasparini. La Triestina raddoppia, va sul 2-0 e mette una serissima ipoteca su questo scontro salvezza contro la Clodiense. A spazio Tonetto, può provare ad andare Tonetto, il pallone per Vicario, servito Udo, King Udo servito davanti al portiere, gol! King Udo, il re, si presenta così alla prima partita allo Stadio Rocco e confeziona il tris 3-0 che chiude i conti con la Clodiense. King Udo, primo gol in maglia rossa labardata su assist di Vicario, buona l'incursione di Tonetto e poi il piattone lì perfetto in porta a superare il portiere e finisce qui. Vittoria per la Triestina più che mai rotonda, in gol anche il nuovo arrivo del mercato di riparazione King Udo. 3-0 della Triestina con la Clodiense, vittoria con la quale la formazione di Attilio Tesser sale a 16 punti in classifica e lancia un ulteriore messaggio in chiave salvezza. Ora, messaggio che dovrà essere ribadito oggi nella gara con il Caldiero Terme, che vi ricordiamo andrà in onda alle 21:30 su Tele4. Corrado, tra l'altro abbiamo visto in questa partita anche le conferme e novità, Olivieri e Elazraki conferme, Fiordilino che abbiamo visto per una parte di partita e Udo, le novità subito, tra l'altro decisivo. Subito decisive, subito in campo, con una chiara dimostrazione nelle ultime partite, tanto è la squadra che è importante, la compattezza comunque della squadra, nella lotta che si vinca o che si perda, è la compattezza che conta. E questi innesti a centrocampo, chiaramente si è visto subito, tra l'altro, una ricerca addirittura magari anche forzata della giocata. Il Saracchi che non giocava ad esempio tecnicamente dal mio punto di vista non si può discutere, è in grado di saltare l'uomo, qualche gol l'ha fatto, abbiamo visto la punta che hanno preso, dico hanno perché abbiamo come tifosi, ma che hanno preso, certo. Oggettivamente la ricerca degli spazi crea un'alternativa, Olivieri ha un supporto vicino, perché da difensore, parliamoci chiaro, tu so che sei un baschettaro e tra l'altro i complimenti sia a te che a Gulotta per le vostre telecronache, il servizio grande che date Tele4 ai telespettatori, ai tifosi, ma se io devo concentrarmi a una difesa ad esempio a 3 o che sia una difesa a 4, io rimango un po' per il vecchio calcio, ma si usa questa terminologia, se io ho un solo soggetto pericoloso davanti è chiaro che mi facilita il lavoro del difensore, mentre avendo due soluzioni differenti, uno che va sugli spazi in questo caso qua e cerca la profondità, l'altro vive dell'area ma è nello stesso tempo utile anche nelle triangolazioni, perché comunque scambio dai e vai. Ovviamente la cosa che io ho sempre preferito è saltare l'uomo come fa il Sarà, come che lo può fare D'Urso per esempio, perché si crea superiorità numerica, allora facilita ancora più il lavoro tra virgolette delle punte. Da centravanti, usiamo sto termine, certo. Da centravanti si sa che l'ideale arriva una palla dentro in aria e tu la butti dentro e segni, ma non è sempre così. Magari fosse così, la realtà è che riempire l'aria come lo sta facendo Attilio Tesser e tutte le squadre, più giocatori metti dentro in aria, più ci sono le possibilità che la metti dentro, per cui sempre forza unione. Solo una piccola cosa, che sia, ringrazio la signora Nivea solidarietà, non mi scompongo per quanto rasato, non rasato, mi scivola, usiamo il termine, mi scivola e ringrazio comunque delle telefonate di supporto, ma io sono
iper tranquillo. Finché tieni il telaio, potega voi. Tra l'altro, prima di sentire la prossima telefonata, volevo dare uno sguardo anche alla classifica con Corrado Tremul, perché dietro c'è la Clodiense, la Triestina a pari punti proprio con il Caldiero Terme, quindi importantissima la partita di oggi. Importantissimo. In caso di vittoria la Triestina andrebbe a quota 19 e guardando un po' anche dagli altri campi, perché insomma è evidente che in quella posizione di classifica sì, certo fai il tuo percorso, però un occhio ce lo dai. Il Pro Patria è a 18 al momento, il Pro Vercelli a 20. Quindi ipoteticamente in caso di una sconfitta del Pro Patria, la Triestina in caso di vittoria con il Caldiero Terme potrebbe superare anche il Pro Patria nella giornata odierna, il che significa insomma andare avanti verso innanzitutto quella missione salvezza. In questo momento la salvezza diretta dista 5-6 punti a seconda di quelle che sono le situazioni, quindi come dire la situazione è iniziata a cambiare in modo serio. Assolutamente sì, dopo l'arrivo, come parlavamo prima, il cambio di allenatore e comunque, ripeto, i nuovi innesti. Molto importante, non da dimenticare, è che la penultima posizione deve avere uno scarto di 5 punti, se non erro, sulla quintultima. Diciamo che rispetto prima si comincia a vedere la fiducia, sicuramente per quanto mi riguarda, ma non solo mia, credo tutti i tifosi, si vede diciamo molto più facilmente rispetto a quello che è una realtà iniziale alquanto problematica, usiamo il termine. Importantissimo è far punti. Colgo l'occasione, tra l'altro mi scuso con Marco, ma ci sono proprio oggi, ci troveremo con degli amici tifosi, ultras e quant'altro fuori dal cimitero per ricordare un nostro amico, nostro amico Giuli Caputo, che sono 20 anni, e anche un'altra tifosa, Aurelia Cossetti, che non vorrei dire un'eresia, la data più o meno combacia purtroppo, sono due tifosi e in alto i cuori, come dico sempre. Certo. Telefonata da casa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Non c'è più? Niente, vabbè, allora casomai lo riprenderemo tra poco. Consiglio comunale, tornando insomma sul nostro lavoro, ieri se non sbaglio c'è stata una commissione sullo scuolabus della Spacini Sauro, l'ultimo diciamo argomento che è stato analizzato. Sì, c'era la commissione dove c'era anche una rappresentanza di genitori e anche di insegnanti. Il nostro assessore De Blasio ha risposto a tutte le domande, oltretutto ha dichiarato che ci sono stati già un paio di incontri sia in Piazza Unità e poi in un'altra circostanza nelle circoscrizioni per dare delucidazioni in merito su quello che è, tra virgolette, possibile mettere in campo. Ha dichiarato che davanti appunto ai presenti che ci sarà un ulteriore incontro per cercare di mettere tutto quello che si può. È chiaro che è un servizio che viene dato qui a Trieste, non è tra l'altro comunque sia la prima volta per il discorso dei bus. Dal mio punto di vista avere delle sedi sarebbe l'ideale, ma in tale locazione diventa quasi impossibile di avere questi box, chiamiamoli, pronti per eventuali problematiche, in modo tale da superare e creare meno problemi possibili. Non tutte le zone è possibile farlo, quello che è sicuro è che questo mandato, usiamo questo termine, ha messo in campo, sta mettendo in campo qualcosa come circa 40 e passa milioni sul discorso edilizie della scuola. Sono state fatte già delle riparazioni anche last minute sui fatti che sono successi tempo fa. La priorità in assoluto sono sempre i figli, gli studenti, e vorrei vedere chi
chi, a prescindere usiamo il termine colore o poltrona o partito, non cerca di mettere tutto quello che si può per i figli, per i bimbi, per gli studenti. Ecco, questo io sicuramente non ci credo, certo. Per cui siamo sul pezzo, cioè è sul pezzo l'assessore, vediamo un attimino cosa si farà di più. Altra telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Stabile. Prego. Qua c'è Gianni che parla. Ciao, buongiorno signor Gianni. Buongiorno, volevo proprio telefonare proprio per la solidarietà al buon Corrado. E dico al signor Corrado, quel che ha detto Dante, non ti curar di loro ma guarda e passa. Con questo volevo anche parlare un momento, ma penso che adesso sia inopportuno perché parli della Triestina, ma solo un cenno faccio. Quando a Vienna sta i famosi 2 assedi che ha respinto diciamo, i musulmani che voleva entrare in Europa, oggi la tecnica è diversa, arriva per via terra arriva i clandestini e così siamo pieni. Anche a Trieste era i Muli che giocava, che faceva dispetti, magari scriveva sul muro Mona, questo era al massimo, ma sempre col gesso, o forse metteva doppiere e se giocava ballon, e anche quelli era proibito, però era roba insomma che si poteva capire. Quel che non so se voi conoscete, una volta in Piazza Volontari Giuliani era una grande vasca rotonda, grande. Noi muri di San Luigi andavamo e facevo il bagno e quando venivano le guardie scampavamo su perché loro veniva sempre che aveva la bicicletta quella volta e ne correva a Rio, ma noi eravamo un pochettino più sgai. Ecco, queste erano le grandi infrazioni che la gioventù faceva. Oggi c'è una gioventù perversa, il può far tutto e come terza mano i gai cortelli. E che dico la verità, amico, 90 e passa anni, ho veramente adesso paura andare al bancomat a ciorme qualche soldino. Questo la mecciami mi che vengo. Pronto? Sì, la mecciami mi vengo mi con lei, non stia per paura. Sì, la ringrazio tanto, però voglio dire, è difficile la vita, perché c'è certe zone che c'è il coprifuoco, non la può andare, non la può assolutamente andare, perché c'è paura. Tutti le conosci e tutti cercano di evitarlo. Vi saluto augurando alla nostra Triestina che la venga almeno con un punto, ecco, che non la perdi. Grazie. Complimenti al signor Tesser. Grazie anche a lei. Grazie. Prego Corrado. Sì, no, grazie signor Gianni, condivido in toto quello che ho detto, altri tempi, bei tempi. Saluti anche alla signora a casa. Resta il fatto che io da tempo, l'ho detto qua tanti anni fa, Sveglia Trieste, la situazione sicuramente è cambiata, come è cambiata qua, è cambiata in tutta Italia. I tempi erano belli, si lasciava la porta aperta a casa, giocavamo in strada 10-12 ore di fila, per quello tutto quello che si può, tutto quello che è nelle possibilità sia a livello nazionale che può valere anche qui da noi a Trieste a livello comunale, non è solo mia cura ma di tutti chi può, di fare sempre un qualcosa in più per, usiamo il termine, lasciare un po' tranquilli i nostri concittadini. Certo, ancora una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Paola. Prego. Buongiorno. Volevo tornare un attimino sull'argomento della sicurezza. Si parla tanto di sicurezza. Io abito dall'altra parte del parco di Villa Giulia, per cui via Baiardi avete nominato prima.
il problema della sicurezza e anche avere un cancello, avere un'illuminazione. Purtroppo la paesaggistica mi rifiuta il fatto di poter mettere cancello e illuminazione in giardino. Per cui sicurezza dove? Come? La ringrazio per la segnalazione, premetto che mi era stata era già giunta all'orecchio, ricordo che proprio in giardino pubblico sono stato, tra virgolette, più volte anche a dare una mano a risolvere situazioni note alle cronache. Prendo atto, ma come usavo, tra l'altro ne parlavo prima, anche l'illuminazione ha la sua, assolutamente la sua importanza. Prendo nota del cancello e vediamo un attimo, segnalerò a chi di dovere come ho sempre fatto. Grazie comunque per la segnalazione. Bene. Può fare ricorso al TAR, però il ricorso al TAR cosa implica? A parte le spese, implica anche il discorso che viene fatta una revisione su tutti gli altri manufatti che sono stati fatti e le persone si troverebbero in una guerra di costi, di multe, tra virgolette. La ringrazio, abbiamo perso il soggetto del secondo discorso. Del secondo discorso, se può ripetere la seconda parte gentilmente. Sì, chi si occupa della mia pratica, naturalmente per presentare progetti eccetera, mi ha detto che possiamo fare ricorso al TAR e sicuramente con il ricorso al TAR vinceremo anche il discorso di poter effettuare questi lavori, ma inizieremo una guerra con tutti gli altri lavori che sono stati fatti senza avere autorizzazioni. E per cui mi sono un attimino anche fermata su questo. A parte il ricorso al TAR ha dei costi non indifferenti, però non voglio neanche mettere in guerra tutti quanti gli altri vicini. Va bene, la ringrazio e ripeto, vedo di sentire un po' gli uffici di competenza per capirne un po' di più, devo essere sincero. La ringrazio comunque. Grazie alla signora che ha chiamato. Insomma, ha fatto il punto anche su un tipo, diciamo, di lavoro di reperimento di segnalazioni che continuano, Corrado Tremulo, anche da parte vostra sul territorio. Insomma. Sì, ci arrivano personalmente, io ne ricevo segnalazioni delle variopinte anche il primo dell'anno, anche il giorno di Natale, per cui dopo si va, si vede, si controlla, quello viene fatto sempre perché tante volte magari o ci si esprime male o si tende ad esagerare. Adesso abbiamo qualcosa in mente, sarà un po' una sorpresa per una zona particolare, vi informerò sicuramente, siamo sul territorio, come ho detto, poi abbiamo sicuramente dei limiti ognuno, perché non è che si può essere, tra virgolette, dappertutto, però ci mettiamo tutto quello che è possibile, ribadisco, la sicurezza di una persona, la percezione che tante volte viene sottovalutata come parola, in quanto tale, la percezione è fondamentale, perché uno non può uscire di casa, è la battuta che ha fatto prima il signor Gianni, paura di andare. È meglio che stago zitto. Onesto, stiamo mettendo in campo, ci sono ancora 2 anni e mezzo, tutto quello che è possibile. È fondamentali dal mio punto di vista, e questa trasmissione ne è un esempio, le segnalazioni da parte dei cittadini che aiutano, magari dove uno non riesce a vedere, aiutano ad mettere in luce una problematica che tante volte per uno è piccolo, ma in realtà è grande. Arriva un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Prego. Dottor Stabile, buongiorno a lei e al grande Corrado, sono Nevio Santini. Signor Santini, buongiorno. Buongiorno. Forza Unione. Forza Unione sempre.
Faccio una piccola precisazione che l'altro giorno, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, c'era il consigliere Slocar, no? Ha fatto un'affermazione che mi ha dato un po' fastidio. Allora ha detto: Trieste non è mai stata una città industriale, ma evidentemente lui ha vissuto in un'altra città. Probabilmente dopo gli anni 70 non è mai stata una città industriale, ma prima avevamo il complesso navalmeccanico più grande del Mediterraneo. Concordo. Qui nel Golfo, non nel Golfo, lasciamo stare Monfalcone, qui nel Golfo, nel canale navigabile, diciamo, c'era il cantiere San Marco, San Rocco, Naval Giuliano e Felsegi, fabbrica macchine, una centinaia di addetti che lavoravano a bordo per i bordi, e questo non è mai stata una città industriale. Ma non si può parlare che Trieste vivrà di turismo, sono d'accordo, probabilmente sarà un'opportunità, però bisogna anche parlare cose giuste, ecco, e non dire non è mai stata una città industriale. Questa è un'inesattezza che non mi è andata proprio giù, ecco. Solo questa piccola precisazione. Buona giornata. Grazie per la sua chiamata. Allora io ringrazio anche Corrado Tremul per essere stato con noi. No, grazie a voi, non si deve preoccupare, ripeto, non mi scompongo, e sicuramente eravamo una città, sono concordo, poi se cominciamo a parlare di stock e quant'altro, il tempo è corto. Io saluto il buon Marco, tutti i cittadini, lo staff qua di Tele4, vi ringrazio come sempre. E forza Unione, e anche complimenti al basket che ha raggiunto un qualcosa per una neopromossa. Non sono un baschettaro, ma è sicuramente un buon risultato. Grazie Corrado Tremul, tra poco con Riccardo La Terza di Adesso Trieste, sempre qui, restate con noi. Bentrovati in diretta a Sveglia Trieste, come promesso con noi Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Buongiorno e bentrovati innanzitutto. Buongiorno, grazie per l'invito, e visto che è il primo invito del 2025 ne approfitto anche per augurare un buon proseguimento del nuovo anno a tutti i telespettatori. Bene, allora, ne abbiamo parlato poco fa anche con Corrado Tremul relativamente a quella che è stata la commissione comunale sul tema dello scuolabus per la scuola Sauro Spaccini. Attese novità, cosa è uscito da questo appuntamento che avete avuto in comune? Intanto è utile ricordare che è stato un appuntamento fortemente richiesto anche dal comitato dei genitori delle due scuole. Questo lo sottolineo perché anche ieri alcuni esponenti della maggioranza hanno detto ma abbiamo già discusso molte volte della questione, l'abbiamo già adeguatamente approfondita, non è necessario ritrovarci ancora altre volte per appunto affrontare questo tema, quando invece sono gli stessi genitori che lamentano, e l'hanno fatto anche ieri, il fatto che da parte dell'amministrazione non siano arrivate le risposte e i chiarimenti e soprattutto le azioni necessarie per garantire appunto una frequenza da parte degli alunni della scuola comoda, ecco, soprattutto per i genitori. Sappiamo, faccio un brevissimo riassunto, sappiamo che le scuole Sauro Spaccini sono state trasferite da via Tigora a San Giacomo a causa dei lavori che erano programmati a tempo. L'amministrazione non ha trovato una soluzione temporanea più vicina al plesso storico, diciamo, quindi chiaramente ai genitori viene richiesto lo sforzo di portare i propri figli in un altro rione della città, tra l'altro uno dei rioni più trafficati, perché San Giacomo ha già di per sé abbastanza problemi di traffico e di viabilità, e quindi era stata individuata dopo molto tempo la soluzione appunto dello scuolabus. Il Comune però ha deciso, e ancora oggi non abbiamo chiara la motivazione per cui ha deciso questa misura, di individuare una soglia massima, una soglia minima anzi, quella del 60% di frequenza, chiamiamola così, da parte dei potenziali utenti dello scuolabus, a fronte del non raggiungimento della quale il Comune poteva appunto poi scegliere di eliminare alcune corse, quindi di eliminare il servizio anche per quel 59% di utenti che comunque lo utilizzava, a fronte di un mancato utilizzo da parte di altri. Io ieri ho provato a fare una domanda abbastanza semplice, alla quale purtroppo per il momento non ho ancora ricevuto risposta, ma insomma tornerò sul tema anche con gli uffici competenti ovviamente. Perché ieri l'assessore De Blasio ha parlato più volte di sostenibilità del servizio, ma trattandosi di un servizio
chiamiamolo temporaneo, di emergenza, per il quale ovviamente alle famiglie non viene richiesto, e mancherebbe altro, non viene richiesto una tariffa o un costo di un singolo biglietto, il fatto che l'autobus viaggi pieno, o viaggi pieno alla metà, o viaggi mezzo ancora meno vuoto, non cambia il costo finale per l'amministrazione, che è evidentemente il costo per l'intero servizio, al netto di un piccolo contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Per cui parlare di sostenibilità economica in questo caso oggettivamente non ha molto senso. Ieri ho chiesto quanto risparmierebbe, tra virgolette, il Comune con il taglio di una corsa, come è successo appunto negli ultimi, come si è preventivato negli ultimi mesi. E a questo non ho ricevuto risposta, ma visto che il servizio complessivo costa 190.000 euro, una singola corsa di un singolo giorno significa qualche migliaio di euro di costo per il Comune. A fronte di un Comune che ha un bilancio da 800 milioni di euro, trovare confermare tutti quei 190.000 euro che erano stati individuati per questo servizio ci sembra il minimo che si deve a queste famiglie che già devono affrontare un disagio abbastanza grosso, e il rischio, mettere in discussione questo servizio significa mettere a rischio anche le future iscrizioni per questa scuola, che quando tornerà a casa sarà l'unica scuola, diciamo, di riferimento di un'area abbastanza grande della città, quella del centro, dove già altri plessi sono stati ridotti nel corso degli anni, per cui veramente non si capisce qual è il problema per il quale non si può confermare in toto il servizio anche per i prossimi mesi. Su questo appunto, ripeto, torneremo, perché ci sembra che a fronte del disagio dei lavori garantire queste corse dell'autobus sia veramente il minimo nei confronti dei genitori. Tra l'altro si sta aprendo anche un altro fronte simile, che è quello della scuola San Giusto. Della San Giusto, sì. E anche lì ovviamente vigileremo perché venga garantito un servizio che risponda a disagi che addirittura là sono ancora più grossi, perché la scuola verrà smembrata tra la Svevo e la Marin, quindi magari i genitori con alunni che frequentano anni diversi saranno costretti a fare la spola tra due strutture, anche là in un contesto non proprio facile dal punto di vista della viabilità tra Sottoservole e Servole. Ecco. Certo. Allora, volevo tornare a parlare di tram di Opicina, il cui riavvio dovrebbe arrivare entro fine mese, stando a quelle che sono state le indicazioni che Tele4 stessa ha ricevuta nel mese di dicembre. Si lavora sulle patenti, si lavora sugli ultimi dettagli. C'è stato però un duro sfogo del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, anche dopo gli articoli apparsi di recente sul quotidiano Il Piccolo, che risentiamo in questa intervista fatta dal nostro Umberto Bosazzi, poi sentiamo il commento del nostro ospite. Signor Sindaco, perché ha inviato un SMS a Marzi dicendo "sono arrabbiato, tanti auguri"? No, perché stamattina alle 7.53, come ti ho fatto vedere, ho letto Il Piccolo e ho visto che c'è ancora un rallentamento sulla partenza del tram, che non ci doveva essere. Allora gli ho scritto a Marzi, che è il presidente della Trieste Trasporti, gli ho scritto "sono molto arrabbiato, auguri", nel senso che tu ti comporti così e io mi comporto altrettanto così, allora, e vediamo chi la vince. Non è possibile quindi stabilire una data, quella del 1° febbraio? No, diciamo che ormai parte, ma però se ti sei preso degli impegni anche con la Svisa, che sono stati finalmente, sai, con la Svisa avevamo dei problemi, ci hanno trattato come dei fratelli amici, ci hanno dato tutto, eccetera, eccetera, abbiamo fatto fare i freni, ho messo a disposizione 1,2 milioni, e cosa volete ancora? È una faccenda che l'ha un po', non dico segnata, però non la vedo, come posso dire? Sono molto infastidito con una persona, che non faccio il nome per evitare le solite querele, insomma, però sono molto infastidito, perché qualcuno ha remato contro. Qualcuno ha remato contro, dice il sindaco, mentre insomma si attende ormai il riavvio delle linee. Siamo alle battute finali di una vicenda però che dura veramente a tempo immemore, 8 anni fa abbondanti ormai l'incidente da cui poi segue tutta la trafila di vicende che hanno bloccato la tranvia. Sì, questo mi sembra un ennesimo clamoroso esempio del magico mondo di Di Piazza, in cui il comune fa tutto bene e se c'è un problema la colpa è di qualcun altro, no? A fronte della chiusura della linea da ormai più di 8 anni, per le vicende ben note, che sono di quasi totale responsabilità
del comune, perché ricordiamo che i lavori che sono stati fatti 2 volte, perché la prima volta erano stati evidentemente eseguiti in maniera erronea, sono stati gestiti e coordinati in qualche modo dall'amministrazione comunale, anche quando si era paventata invece la possibilità che fosse fin dall'inizio Trieste Trasporti a gestire la riattivazione della linea, quindi anche la definizione delle gare, magari individuando delle aziende con pregressa esperienza in ambito ferroviario e non i primi che arrivavano e che offrivano il ribasso maggiore. Ecco, a fronte di tutta questa ormai lunghissima storia, che ovviamente penso ci auguriamo tutte possa finire, concludersi il prima possibile con la riattivazione della linea, l'ultima promessa era entro la fine del 2024, evidentemente non è stata rispettata. A fronte di tutto ciò, che il sindaco si arrabbi con Trieste Trasporti, che si sta occupando dell'ultimo miglio, se la vogliamo mettere così, quindi delle ultime misure necessarie per appunto formare il personale, per installare i famosi freni, per avere almeno 2 carrozze che possano garantire il minimo del servizio, sembra abbastanza paradossale. Mi verrebbe da dire che insomma è giusto esprimere solidarietà al presidente Marzi, che sicuramente sta facendo il suo lavoro, e a fronte di questa situazione è oggettivo che le maggiori responsabilità di questo gravissimo ritardo siano in capo al comune. Il fatto che si butti sempre la palla in tribuna, che si attribuiscano sempre responsabilità ad altri enti o alla mitologica burocrazia con la K che blocca tutto, certo alcuni iter e alcuni processi amministrativi sono oggettivamente molto complessi, ma ciò non toglie che a monte di questa vicenda ci sono state delle scelte molto sbagliate da parte del comune, proprio di definizione delle gare per riattivare la linea, sulle quali non abbiamo ancora sentito una parola di scusa da parte né del sindaco né dell'assessore ai lavori pubblici Lodi. Allora, io direi così, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi affronteremo anche altri argomenti, torneremo anche sul discorso cabinovia per commentare anche le parole del senatore Patuanelli, che ha detto non ci sono i fondi, una delle ultime, diciamo così, puntate della vicenda. Tra poco. Non ci sono e non c'è nessuna, come posso dire, previsione che questo aspetto cambi repentinamente. Niente soldi per la cabinovia Mare Carso di Trieste, nessuna previsione di spesa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parola del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli. All'indomani della notizia della sentenza del TAR, che aveva accolto 2 dei 4 ricorsi presentati dai comitati Nuovo Via, ordinando alla Regione di riavviare il procedimento per quanto concerne le concessioni rilasciate per realizzare l'opera, spunta un nuovo ostacolo sul percorso. Era stato lo stesso ministro Matteo Salvini, in visita a Trieste lo scorso 4 dicembre, ad assicurare la partenza dei lavori. Già coperta, conto che i cantieri possano partire entro l'estate dell'anno prossimo e decine di migliaia di persone possano muoversi in maniera sostenibile, davvero 1800 persone all'ora, entro l'estate del 2027, questi sono i tempi che ci siamo dati, il finanziamento è assolutamente coperto. Eppure, dice Patuanelli, dall'approvazione del bilancio non risulta alcuna previsione di spesa. La situazione è ben diversa, perché quella garanzia di fondi non c'è perché abbiamo appena approvato il bilancio dello Stato dove quei fondi non ci sono, ma soprattutto perché dalle informazioni che abbiamo dal Ministero non c'è nessuna voce di bilancio che parli di finanziamento all'Ovovia. Un'opera assurda, non entro nel merito ambientale perché è evidente che ha un impatto ambientale, ma come qualsiasi cosa che l'uomo fa, il tema è che dal punto di vista trasportistico non ha nessun senso e che non ha nessun tipo di sostenibilità economica, sarebbe un salasso annuale per le casse del comune. Allora, come preannunciato prima della pubblicità, l'altro argomento che volevo toccare con Riccardo La Terza di Adesso Trieste, perché sabato ai nostri microfoni, come vedete sulla terrazza di Tele4, il senatore dei 5 Stelle Patuanelli ha rilasciato queste dichiarazioni rispetto al fatto che dopo una sua indagine, diciamo così, i famosi fondi per la cabinovia promessi da Salvini non sarebbero, secondo lui, a bilancio. Altra vicenda che si interseca con la questione della sentenza del TAR e su tutto quello che sta succedendo. La Terza.
Sì, più il Comune si ostina ad andare avanti con questa assurda vicenda, più emergono le falle, i buchi, gli errori, ma io direi soprattutto le responsabilità amministrative e politiche nell'aver scelto in questi anni di portare avanti a tutti i costi e anche contro nei fatti le norme e le procedure un'opera evidentemente inutile, insostenibile e impattante. Parto magari dalla questione delle ultime sentenze TAR, perché evidenziano delle questioni che erano state ribadite in questi anni non solo dal Comitato, che ovviamente ha fatto un grande lavoro anche diciamo, tecnico-scientifico di supporto alle ragioni del no a quest'opera, ma anche da noi in Consiglio Comunale. In sostanza, nella maniera più semplice possibile, il TAR dice che il Comune ha attivato tutta una serie di procedimenti, inclusa la richiesta di concessione dell'esercizio dell'ovovia, senza prima aver fatto altre cose che sono fondamentali e necessarie per poter effettivamente autorizzare in maniera finale e definitiva l'avvio dell'opera. Nello specifico manca ancora la variante urbanistica, quella che per lungo tempo all'inizio di questa vicenda alcuni esponenti della giunta comunale, ricordo per esempio l'assessore Bertoli, sostenevano non fosse necessaria perché l'ovovia era già inserita nel piano regolatore. Questa era l'affermazione che era stata fatta più volte, poi nei fatti si è visto che invece una variante era necessaria, ma soprattutto non è ancora concluso questo iter della variante, sulla quale gravano migliaia di osservazioni da parte della cittadinanza e sulla quale soprattutto gravano anche delle valutazioni di natura ambientale e di natura di compatibilità paesaggistica. Questo per dire cosa? Che il problema non riguarda soltanto l'autorizzazione che la Regione ha concesso e che adesso deve revocare e deve riattivare da zero, quella proprio all'esercizio della linea, ma nei fatti gravano anche sull'appalto, che è la questione più rilevante, mi verrebbe da dire, anche da un punto di vista economico e patrimoniale per il Comune, perché io ricordo che il Comune è andato in gara assegnando un lavoro di 60 milioni di euro a Leitner, che oggi sul piccolo mi pare ci racconta. Sì, c'è un po' il punto della situazione rispetto ad altri impianti urbani realizzati dalla ditta altoatesina. Ecco, esatto, ma c'è anche l'evidenza del fatto che questa azienda sta continuando a lavorare, come dal suo punto di vista per carità è legittimo fare, sulla progettazione definitiva di un'opera che, ripeto, ad oggi non si può realizzare, ma non solo per i motivi diciamo materiali che già più volte abbiamo evidenziato, quindi l'enorme impatto ambientale, il fatto che non abbia una sostenibilità economica, il fatto soprattutto che non sia utile e funzionale dal punto di vista trasportistico, perlomeno per la cittadinanza, cioè per chi si sposta ogni giorno all'interno della città, ma non si può realizzare neanche perché non è conforme dal punto di vista urbanistico col piano regolatore. Quindi questo è un grosso problema. Se può sembrare una questione tecnica, ma nei fatti se oggi come dire, si volesse procedere con l'opera non sarebbe possibile farlo e soprattutto ci sarebbero potenzialmente dei contenziosi tra azienda e comune. Qualora per esempio il Consiglio Comunale non approvasse la variante o accogliesse alcune delle osservazioni che giustamente evidenziano i problemi di natura tecnica, di natura ambientale, di natura paesaggistica di quest'opera, non si potrebbe andare avanti. A quel punto mi chiedo cosa succederebbe con un'azienda che legittimamente ha vinto una gara da 60 milioni e che non può più realizzare l'opera. L'altro punto evidenziato dal senatore Patuanelli si intreccia con un altro aspetto della sentenza, dal mio punto di vista particolarmente significativo, perché il TAR dice al Ministero: entro 30 giorni devi chiarire qual è la situazione rispetto allo stato di finanziamento dell'opera, perché è stata appunto preannunciata l'uscita dell'opera dal PNRR, perché anche qui era una cosa che avevamo detto anche più volte in questi studi, arreca un danno significativo all'ambiente, quindi non può essere finanziata con fondi europei, alla faccia di chi ci ha raccontato tante bugie, perché queste sono sul fatto che l'opera era stata autorizzata da Bruxelles, che era stata addirittura voluta da Bruxelles, cose assolutamente non vere. Però appunto chiede al Ministero di chiarire la situazione rispetto al finanziamento. Perché? Perché da un lato sappiamo che non possono più essere fondi PNRR, dall'altro sappiamo che la recente
legge di bilancio statale non ha assegnato direttamente dei fondi, non c'è un capitolo cabinovia metropolitana in cui sono stati messi 60 milioni di euro. Allora, anche su questo va fatta chiarezza, perché ad oggi effettivamente, come dice il senatore, anch'io mi sono rivolto direttamente agli uffici del Ministero e per il momento non ho ricevuto un riscontro sulla esistenza o meno di fondi a copertura dell'opera. Se questa cosa non viene chiarita, si apre un vero e proprio buco, perché ci sono dei fondi, non solo quelli che sono stati, diciamo, promessi all'Aitner, ma ci sono dei fondi, più di 2 milioni di euro, che il Comune ha anticipato per anche in alcuni casi forzare nei fatti l'iter dell'opera e portarlo avanti il più possibile, e che qualora non ci fossero più fondi, al momento la situazione è questa, sarebbero dei debiti fuori bilancio del Comune di Trieste. E non stiamo parlando di biricciole, stiamo parlando di cifre consistenti a cui poi si aggiungerebbero penali o contenziosi legati al rapporto con l'Aitner. Insomma, si stanno incartando, ma ci stiamo incartando perché questa è una questione che riguarda tutta l'amministrazione e riguarda tutto il Comune, sono soldi nostri. Per cui ancora una volta l'appello è quello di fermarsi finché siamo in tempo. C'è un problema di, penso, testardaggine politica, perché ormai siamo talmente avanti che forse qualcuno non ha la voglia di ammettere che sono stati fatti degli errori e che sarebbe meglio tornare indietro. Però questa sarebbe la scelta che più tutela gli interessi della cittadinanza, del buon andamento amministrativo del Comune, cose che, come è scritto nero su bianco anche sulla sentenza del TAR, purtroppo in questi anni non sono avvenute. Sono stati fatti errori, ma quando si usa la parola errori si pensa magari a qualcosa di involontario, invece qua c'è una grande responsabilità amministrativa e politica. Allora, mi avete visto forse sentito smanettare, diciamo così, dietro le quinte mentre parlava il consigliere La Terza, perché? Perché c'è una notizia dell'ultima ora: il piromane che è tornato in azione nella periferia est negli scorsi giorni è tornato a colpire questa notte, in questo caso in via Paisiello, all'altezza del civico 8 Rione di Sant'Anna, bruciati altri 2 veicoli, esattamente con le stesse modalità di via dei Gravisi. Vi ricordo che un anno fa, circa un anno e 2 mesi fa, ci furono una serie di episodi analoghi a raffica proprio tra i rioni di Servola, Santa Maria Maddalena Inferiore e Poggi, dello stesso tipo. Quindi vedremo quello che riusciranno a capire dalle indagini polizia e carabinieri. In questo caso sono intervenuti ovviamente i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri, che stanno cercando di capire se dalle immagini piazzate, se dalle telecamere e dai conseguenti video reperiti da quelle che sono piazzate in zona, si riesca a identificare qualcuno. Proprio per questo rimanderei comunque il servizio sugli incendi e sulle parole dei residenti di via di Gravisi, che dista, calcolate, 300-400 metri dal luogo degli incendi di questa notte, per farlo sentire anche al consigliere La Terza, a cui chiederò poi un commento. Una di queste 2 macchine è la mia. Sul serio? Sì, è la sua auto? Sì. Le parole affrante di chi è stato vittima dell'ennesimo incendio appiccato da un piromane. Ora i residenti hanno paura. Troppi gli episodi di vandalismo e danneggiamento. Cresce l'allarme nella periferia est di Trieste, dove l'altra notte, in via dei Gravisi, nel rione di Sant'Anna, a poca distanza da via Flavia, erano state date alle fiamme 2 automobili. Sull'ennesimo atto vandalico indaga la Polizia di Stato. Inizialmente è stato appiccato il fuoco sull'Astra. E poi chiaramente il fuoco era talmente importante che ha coinvolto anche la nostra, e in più c'è stato, praticamente si vede anche che hanno tolto il tappo del serbatoio, e purtroppo è una zona che c'è poca illuminazione. Non solo danneggiamenti e incendi, la zona è anche preda dei ladri che entrano negli appartamenti dopo aver studiato le abitudini delle loro vittime. Non sappiamo, è da mesi che comunque vengono fatti atti vandalici su auto, scooter. Hanno anche rubato delle serrature, spaccato il servosterzo di altri scooter. Quindi sono stati furti anche negli appartamenti qua sopra. Sì, hanno rubato un 150 nell'altra via. Diciamo che è un susseguirsi di queste situazioni.
ci sentiamo poco sicuri. Tornando all'allarme piromane, i residenti della zona stanno cercando di tutelarsi condividendo informazioni e accorgimenti. Sono rimasta veramente sbalordita l'altro giorno a vedere questa cosa. Noi abbiamo anche in effetti una chat di condominio perché stiamo alle villette qui sopra e mio marito ieri ha messo subito il fatto di stare attenti. Dunque, piromane che torna in azione, altre 2 auto bruciate in via Paesiello, questa volta nella notte. La terza purtroppo è un fenomeno che si ripete e in parallelo a un'escalation di furti che purtroppo caratterizzano le vacanze natalizie, di cui ancora non abbiamo una completa, diciamo così, ricostruzione del fenomeno, l'avremo probabilmente a fine gennaio. Sì, immagino che le due cose abbiano dinamiche diverse. Solo per la percezione dei cittadini del momento. Diciamo. Sicuramente appunto sono episodi che non fanno bene non solo a chi li subisce direttamente, ma in generale a chi vive in determinate zone della città e si sente poco sicuro, e non c'è cosa peggiore di sentirsi poco sicuri nel proprio luogo di vita, nei luoghi insomma, dove appunto si abita, dove si hanno gli affetti, dove si hanno le attività quotidiane. Sulla questione degli incendi di auto, vista ormai l'estensione appunto del fenomeno, non sono ovviamente persona titolata a farlo, però mi viene in mente l'ipotesi più logica è che si tratti di qualcuno che, insomma, di una persona che ha qualche problema, ecco, per cui andrebbe messa probabilmente nelle condizioni di non nuocere ulteriormente ad altri e insomma di seguire un percorso, immagino, insomma, anche terapeutico, ecco, mi verrebbe da dire, nel senso che non credo che ci sia un interesse particolare a bruciare auto a caso, lo dico con il dispiacere ovviamente per le persone che hanno subito un danno del genere, mentre invece quando si parla di microcriminalità o neanche tanto micro, insomma, come furti e rapine, chiaramente questo è un indicatore di una situazione sociale in generale della città che non è proprio così rose e fiori come viene raccontata molte volte dall'amministrazione comunale. Io spesso faccio questo ragionamento, ma non per addossare maggiori responsabilità rispetto alle tante che già ha il Comune. Penso che se fossimo a parti inverse, cioè se fossimo noi ad amministrare, noi diciamo dell'opposizione ad amministrare la città, e se il centrodestra fosse all'opposizione, avrebbe chiesto già da tempo le dimissioni dell'assessore alla sicurezza, visto appunto l'escalation di reati di vario tipo, ma che sono tutti più o meno assimilabili appunto a situazioni di degrado e di marginalità dal punto di vista sociale, educativo o anche proprio banalmente economico. Noi questo non lo facciamo perché riconosciamo che il tema della sicurezza è un problema molto complesso, che chiaramente le responsabilità non sono solo legate all'amministrazione comunale, ma che bisognerebbe ragionare di una risposta complessiva che va da quelle più classiche, legate ovviamente all'intervento delle forze dell'ordine o all'illuminazione o alla videosorveglianza, eccetera, eccetera, ad altri interventi che vanno più in profondità, che sono proprio appunto di natura sociale, di natura educativa, che danno i propri frutti a lungo termine. Chiaramente non risolvi da un giorno all'altro il problema della criminalità, della violenza, della mancata percezione di sicurezza, però vanno fatte le due cose insieme. E molto spesso queste due cose insieme non ci sono, non dialogano tra loro, non c'è un'adeguata risposta complessiva. Questo è quello che proviamo a ribadire da diverso tempo. Magari ci sbagliamo, magari è una ricetta sbagliata, però stiamo vedendo che in realtà la ricetta che viene invece applicata oggi oggettivamente non dà i risultati sperati, perché insomma, a fronte dei tanti annunci su nuove telecamere, su un impegno maggiore da parte delle forze dell'ordine e via dicendo, purtroppo fenomeni del genere continuano a ripetersi, quindi forse una domanda in più da parte di chi ha la responsabilità di queste questioni bisognerebbe farsela. Ecco. Mi scuso con chi era al telefono che ho fatto attendere un po', prego, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, nessun problema. Io volevo semplicemente dire, prima di tutto, l'illuminazione. L'illuminazione di Trieste fa assolutamente, ci siamo capiti il termine, in quanto queste lampade gialle non illuminano a sufficienza le strade, le vie e via discorrendo. Guardiamo Muggia, è tutta illuminata praticamente a LED bianchi e per quanto si sente, mi sembra, sulla cronaca cittadina, non si sentono o molto raramente fatti come accadono a Trieste.
quindi l'illuminazione a LED bianchi è molto più sicura, eccetera, rispetto a queste lampade di cui il nostro sindaco, di cui mi ha anche risposto in un messaggio WhatsApp, è tanto innamorato della luce gialla. La luce gialla non è sicura in quanto fa pochi lumen e di conseguenza non illumina a sufficienza. Io sono convinto che se noi illuminassimo meglio le strade cittadine, ma proprio illuminate, non dico a giorno perché altrimenti non si dormirebbe alla notte, le strade sarebbero molto più sicure. Prima di tutto l'illuminazione, dopodiché ovviamente delle ronde notturne, chiaro, e via discorrendo. Niente altro. Ringrazio, buongiorno. Grazie. La terza cosa ne pensa di questo discorso? Il tema dell'illuminazione è sicuramente fondamentale perché è un modo appunto per aumentare non solo la percezione di sicurezza ma anche effettivamente l'accessibilità in qualche modo di alcuni spazi di notte. Soprattutto mi viene da dire che su questa questione c'è anche una questione di genere, nel senso che evidentemente le donne più degli uomini hanno maggiore difficoltà a frequentare alcune zone proprio per una questione di percezione di maggiore vulnerabilità rispetto a determinati fenomeni che possono verificarsi purtroppo anche per strada. Il tema lo associerei anche al rendere il più possibile vive e vissute anche alcune zone della città. Chiaramente non parlo delle aree prettamente residenziali dove non c'è nessun tipo di servizio, e anche questo è un problema chiaramente perché la mancanza di servizi di prossimità, di commercio, di vicinato e via dicendo rende gli spazi più insicuri perché li rende meno frequentati, soprattutto in alcune ore della giornata, però in generale appunto, e anche questo è un intervento che chiaramente ha bisogno di tempo per dare un impatto positivo, ma ragionare di rendere viva e vitale tutta la città, non solo il centro ma anche alcune zone periferiche che magari in passato avevano dei luoghi di aggregazione, avevano una vita anche notturna se vogliamo, che rende proprio appunto frequentate le strade di un determinato rione e quindi le rende più sicure. Ecco, questo è un tema che andrebbe focalizzato meglio e sul quale il Comune può fare tante cose che possono essere utili per aumentare in generale la sicurezza della città. Allora ci fermiamo ancora un attimo per la pubblicità, torniamo per l'ultima parte di Sveglia Trieste tra poco. Bentrovati ancora in onda con Sveglia Trieste, con noi Riccardo La Terza di Adesso Trieste. Tra poco parleremo di due temi importanti, tra cui quello del servizio idrico, tema sul quale si preannunciano novità ancora diciamo così da scoprire circa il futuro, ma c'è una telefonata, quindi prima sentiamo quella. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Flavio, buongiorno a lei, buongiorno alla Terza, sono Nino. No, ma io volevo far presente una cosa soltanto, si sta parlando diciamo prima di Cammino Via, ma io dico anche questo comune, già 4 anni fa, 5 anni fa all'inizio, dirigente comunale aveva detto che l'evento della Cammino Via non poteva coprire i costi di amministrazione e di manutenzione della Finovia, perché bisognava, per andare a pareggiare i conti, avere un trasporto giornaliero di 10.500 persone come minimo.
Allora io mi dico, come mai si potrà portare ogni giorno 10.500 persone? Cioè, ma qualche dirigente farà un calcolo su queste cose? Come si fanno a riempire, a trovare 10.500 persone che prendono le cabinovia? Questo è il punto primo. Poi andiamo sul punto della sicurezza. Voglio far presente, una signora giustamente ci ha telefonato in un'associazione per i diritti degli anziani. Si trovava in piazza Goldoni, c'era un gruppo di ragazzini sia extracomunitari assieme italiani, bevevano delle birre da fuori della paninoteca che c'è giù in piazza, è scivolata, si è buttata una nostra dirigente che passava di là l'ha aiutata, l'ha tirata su e si è rivolti ai ragazzi. I ragazzi non si buttano le bottiglie per terra sui marciapiedi, no? Proprio in piazza Goldoni. E di fronte aveva visto c'era una pattuglia della polizia locale. È andato là per dire: guardate, è successo questo e questo. La risposta: non abbiamo tempo. E allora io dico, quando ci sono queste situazioni, hai bisogno di essere tutelato, soprattutto le persone anziane, e che tra l'altro è stato anche circondato da questo gruppo di ragazzi, uno che rappresenta la legge, in questo caso la polizia locale, doveva prendere, se non altro, giù i nominativi, no? Per tutelare le persone e la cittadinanza. Terzo punto più grave, posso dirtelo questo, la notte del 5 di gennaio al 6 dell'Epifania abbiamo delle note sull'ospedale, sul pronto soccorso di Capinara, con dei filmati fatti da uno che era dentro, ricoverato, che dalle 11.35 la sera alle 7.50 la mattina erano dentro 14 persone, nessuno è stato portato a fare una visita specialistica. C'erano 2 infermieri molto bravi e molto accorti, perché dopo sono andato a parlare con loro e gli ho detto: ma come mai? Bella domanda, mi fa. Questo dovrebbe chiedere ai dottori al pronto soccorso. Gli faccio: ma è vero che nessuno sa? Sì, avevamo qua gente con commozioni cerebrali, difficoltà respiratorie. Allora io mi dico, oltre a questo, giorni seguenti della settimana, gente invitata a uscire dall'ospedale una volta che era già iscritta, perché c'erano 70 persone e il medico al pronto soccorso, talmente indaffarato una cosa e l'altra, invitava le persone a rivolgersi ai propri medici, però dovevano firmare per uscire. Allora siamo in una situazione veramente del drammatico qua, e queste cose qua non è possibile che possano esistere, perché anche il sindaco, io capisco che ha mille impegni, però il sindaco è il responsabile della tutela dei cittadini, dovrebbe prendere anche delle decisioni nei confronti della regione, che è quella che fa il servizio di tutela della sanità per tutti i cittadini. Grazie. Chiaro, grazie. In particolare sull'ultimo tema anche noi avevamo ricevuto segnalazioni di intasamenti del pronto soccorso, di problemi che effettivamente hanno interessato diverse giornate all'inizio dell'anno nuovo. Prego, la terza. Sì, è questa è una sanità che ovviamente riemerge ciclicamente, perché anche qui, nonostante mi verrebbe da dire la propaganda, perché questa è a livello regionale, purtroppo le cose non vanno affatto bene, e appunto le diverse segnalazioni che arrivano anche qui a Tele4 lo dimostrano. Tra l'altro in una situazione in cui il rischio poi è che, oltre che ovviamente le persone non ricevano le cure adeguate che le spettano, che si crei anche una dinamica di insoddisfazione legittima, ma anche poi di reazioni al limite del violento nei confronti degli stessi operatori sanitari, che invece fanno un lavoro egregio anche nelle condizioni difficili nelle quali sono 400 le aggressioni in sanità nell'ultimo anno in Friuli Venezia Giulia. Ecco, 400. E questo penso sia un dato emblematico del fatto che c'è una situazione inaccettabile. Ovviamente la violenza non va mai giustificata, però bisogna capirne in qualche modo l'origine, da dove nasce, e nasce evidentemente da queste situazioni di inefficienza, di fronte alle quali un sindaco che veramente tiene alla salute dei propri cittadini dovrebbe, nel momento in cui banalmente ogni anno gli viene chiesto di dare un parere sull'atto aziendale, che è lo strumento con il quale l'azienda sanitaria organizza i propri servizi sanitari sul territorio, dovrebbe alzare la mano e dire:
va ben tutto, però ci sono questo e questo problema che i miei cittadini mi riferiscono giornalmente. Cosa sta facendo l'azienda sanitaria e ovviamente la regione per risolvere questi problemi? Io non dico andare oltre le proprie competenze, perché poi ognuno ha le proprie responsabilità, ma questa è una cosa che concretamente un sindaco oggettivamente può fare. C'è ancora una telefonata, pronto? Buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Ciao. Buongiorno. Dunque, vogliamo dire le cose pane, vino al vino? Vada. C'è un bilancio regionale, no? Basta saper leggere. C'è un finanziamento a pioggia, sempre più soldi alle strutture private, una desertificazione della sanità pubblica sul territorio, per cui uno non sa dove sbattere il muso dopo averlo sbattuto per terra, non ha altro mezzo che andare al pronto soccorso, anche se c'è un taglio, una cosa di poca importanza, diciamo. Non c'è niente. Allora, visto che danno tanti soldi alle strutture private, perché basta recarsi, perché chi non si reca in una struttura privata? Anch'io, ovvio, faccio un appuntamento e vado dove mi danno prima, ok? Bene, non hanno un pronto soccorso, non hanno un servizio di prossimità che può servire al cittadino. Allora, date i soldi ai privati? Benissimo, fateli lavorare, rendeteli efficienti, sono soldi nostri. Ok, non sono soldi suoi, non è l'assessore Riccardi che tira fuori i soldi di tasca sua, lui sta spendendo soldi dal nostro portafoglio. Volete dare alla Salus? Bene, fate in modo che la Salus lavori 24 ore al giorno e abbia un piccolo pronto soccorso, e così il sanatorio triestino e via discorrendo, altrimenti sono soldi buttati via e sono azioni puramente politiche contro l'interesse del cittadino. Questa è la verità. E si sta spogliando completamente la sanità pubblica e siamo qui ancora a misurare le parole. No, non bisogna più misurare le parole, bisogna dire le cose come sono, come stanno, eventualmente proporre soluzioni. Io l'ho appena detto. Dovrebbero rendere efficienti le strutture private, visto che li sovvenzionano. Ecco, basta, sono arrabbiatissima e sono anche preoccupata, non per me che prima o poi me ne andrò dall'altra parte, ma per i miei figli e per i miei nipoti che stanno crescendo in questo mondo sempre più violento, perché anche la violenza si previene, violenza genera violenza, insicurezza genera violenza, questo è, e la mia esperienza è tanta, non è poca, quindi posso parlare con cognizione di causa. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Prego la terza. Grazie, ma ringrazio per lo spunto e colgo la prima parte del ragionamento, la condivido assolutamente. È evidente che c'è un problema di sempre maggiore squilibrio nei confronti del privato, di risorse pubbliche che vanno a finanziare e a sostenere attività private in ambito sanitario. La soluzione personalmente la colgo più come una provocazione, perché è evidente che l'operatore privato fa quello che conviene all'operatore privato dal punto di vista economico, e questo è quello che abbiamo visto nel corso di questi anni. La sanità pubblica ha delegato al privato dei pezzi di sanità sui quali il privato può fare business, può fare un guadagno facile, mentre invece ha tenuto dentro di sé quelle parti che dal punto di vista economico vanno in perdita. Questa è una dinamica che non va bene per tante ragioni, e innanzitutto perché invece la regione, che ha competenza primaria in fatto di sanità, dovrebbe rafforzare strutturalmente le strutture pubbliche, non solo dal punto di vista delle strutture fisiche, dei macchinari, ma soprattutto dal punto di vista degli operatori. In questi decenni, anche a causa di una programmazione a livello nazionale completamente sballata, penso al tema del numero chiuso in medicina, proprio del numero di operatori che sono stati formati nel corso di questi anni, siamo in difficoltà dal punto di vista proprio del numero di infermieri e di medici disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale. Questo è un problema enorme, che dal mio punto di vista non si risolve delegando ulteriormente al privato, ad esempio creando dei pronto soccorso privati. Ho avuto modo di leggere, non sono un esperto del settore, però ho avuto il modo di leggere che in altre città in Italia stanno nascendo delle strutture del genere, in cui si fa un servizio analogo a quello dei pronti soccorso pubblici, ma ovviamente a pagamento.
Questa è una dinamica che non è assolutamente accettabile, perché se uno si reca al pronto soccorso sono due i casi: o effettivamente ha un'urgenza e quindi va curato in maniera tempestiva e a prescindere dal proprio reddito. Mi verrebbe da dire che è una banalità, Certo. ma sappiamo che in altre parti del mondo non lo è e ci stiamo avvicinando a quel modello lì. Oppure si reca al pronto soccorso nonostante non abbia un'urgenza, perché non ha trovato risposta in altri ambiti del settore sanitario. E questo è un altro problema strutturale che investe per esempio tutto il tema della rete dei medici di medicina generale, dei medici di famiglia, chiamiamoli così, e che è una questione che andrebbe anche qua affrontata strutturalmente, perché è evidente che il sistema attualmente così com'è non funziona. Pensare di destinare risorse a pioggia ai privati per tappare i buchi che si sono creati e che si sono tra l'altro acuiti nel corso della pandemia nel settore pubblico non è un ragionamento lungimirante. Certo, fa comodo a chi della sanità fa un business, ma non fa sicuramente comodo a chi invece è un utente dei servizi sanitari. Ecco, cambiando argomento, ne parlavamo prima durante la pubblicità, la terza appunto mi raccontava di questo cambio all'orizzonte per quanto riguarda il servizio idrico, anche per quanto riguarda il comune di Trieste. Si va verso una multi-utility regionale. C'è da capire che tipo di transizione ci sarà rispetto all'attuale servizio di Acegas APS AMGA. Ecco, cosa sapete e quali sono le vostre preoccupazioni da questo punto di vista? Sì, su questo tema noi abbiamo raccolto, come adesso Trieste, ma insieme anche alle altre forze di opposizione, un appello che è stato lanciato dalla CISL, in particolare nel corso degli ultimi mesi, sul fatto che il Comune dovrebbe prepararsi alla scadenza che dal punto di vista di un'amministrazione comunale è imminente, perché parliamo del 2027, dell'assegnazione, della concessione del servizio idrico ad Acegas, che poi, come penso sia noto, fa parte di una multi-utility più grande che si chiama ERA e che è a maggioranza privata. È una multi-utility nella quale i comuni che hanno contribuito a formarla mantengono una quota, ma una quota di minoranza. Questa situazione è una situazione, è l'eccezione a livello regionale, perché ERA, Acegas APS AMGA, che fa parte del gruppo ERA, è l'unica società di gestione del servizio idrico tra le, mi pare sono una decina a livello regionale, che non è al 100% controllata dai propri comuni. E questa è un'eccezione che apparentemente, da quanto abbiamo appreso anche dal dibattito a livello regionale, si esaurirà nel 2027, perché l'intenzione della Regione è quella di promuovere una multi-utility regionale al 100% pubblica. Dal nostro punto di vista è una direzione giusta, anche perché va a rispondere all'indicazione politica che è stata data nel 2011 ormai dalla maggioranza assoluta degli elettori italiani e anche triestini, quando si andò a votare per il referendum sull'acqua pubblica, appunto, e uno dei quesiti era proprio quello sul controllo pubblico dei servizi pubblici locali. Ricordo che una maggioranza di quel tipo non è mai stata ottenuta ovviamente da nessun altro schieramento politico, no? È una maggioranza assoluta dell'elettorato che ha dato un'indicazione molto chiara alla politica e che purtroppo in questi anni la politica ha, almeno per il momento, disatteso. Quindi si tratta di un'occasione storica in qualche modo, di far tornare un servizio fondamentale per la vita umana come quello dell'erogazione dell'acqua sotto il controllo pubblico, con delle politiche che garantiscano da un lato la qualità del servizio e dall'altro anche il rispetto ai diritti dei lavoratori. Ricordo che in questi anni, nel passaggio diciamo da Acegas controllata dal Comune a ERA, si sono perse decine e decine di posti di lavoro a Trieste, e che questo non ha solo una conseguenza su appunto meno posti di lavoro in città, ma anche una conseguenza sulla qualità del servizio, perché banalmente ogni volta che c'è un problema, una conduttura idrica, e ne abbiamo visti purtroppo diversi nel corso degli ultimi anni, chi risponde non è più Trieste con una squadra di operai specializzati che può intervenire prontamente, ma si deve andare a Padova, che è la sede di Acegas APS AMGA, che poi da Padova deve comandare le ditte esternalizzate che gestiscono il servizio per conto di Acegas. Insomma, un gran casino, mi verrebbe da dire, che appunto ha delle conseguenze sia sulla qualità del servizio sia sugli effettivi livelli di occupazione in città. Non dimentichiamo poi che a Trieste la bolletta dell'acqua è molto più costosa
che anche altre città in regione. Mi pare sia una differenza di quasi 150 euro all'anno rispetto per esempio a Udine, ma appunto anche rispetto ad altre città del nord Italia i costi sono molto più alti. Questo deriva anche dal fatto che siamo una delle città con le maggiori perdite idriche nelle condutture, e ovviamente questo richiederebbe degli interventi strutturali proprio sull'infrastruttura che forse in questi anni non ci sono stati, o meglio, non sono stati adeguati al problema che va affrontato, che è un problema appunto di consistenti perdite dell'acqua nelle condutture. Tutti questi temi, che sono temi ovviamente anche molto tecnici, noi li vorremmo affrontare in una commissione dedicata, quindi creando una commissione speciale del Consiglio Comunale che lavori per 6 mesi, un anno, insomma quanto servirà per approfondire il tema, coinvolgendo ovviamente tutte le parti interessate a partire da Cegas, ma anche Ausir, che è l'autorità che a livello regionale controlla l'erogazione del servizio idrico, i sindacati che hanno appunto formulato queste richieste, le associazioni dei consumatori e via dicendo, perché riteniamo che il Comune debba arrivare preparato a questa scadenza, nella quale non potrà più rinnovare o prorogare il servizio nei confronti di Acegas, ma sarà in qualche modo costretto a scegliere cosa fare da grande, diciamo, col servizio idrico. Ecco, 3 anni possono sembrare tanti, ma per un'amministrazione, conoscendo anche i tempi della macchina amministrativa, sono in realtà veramente pochi, per cui ci auguriamo che adesso alla ripresa del Consiglio Comunale questa delibera anzi venga trattata in maniera tempestiva. È lì che aspetta da agosto dello scorso anno, quindi insomma pensiamo che i tempi siano maturi per dare una risposta sia ai sindacati che hanno formulato questa richiesta, ma in generale alla cittadinanza. Allora, io ringrazio Riccardo Laterza di Adesso Trieste per essere stato con noi innanzitutto. Grazie per essere stato con noi. Noi ci rivediamo alle ore 13 su Tele4 per l'approfondimento pretelegionale, poi il TG, questa sera alle 19:30 l'edizione della sera, e poi vi ricordo alle 21:30 su Tele4 la partita di calcio Caldiero Terme Triestina, quanto mai importante in chiave classifica per l'Unione, per proseguire con questo percorso avviato dall'arrivo di Mister Tesser di rinascita, con obiettivo primario ovviamente la salvezza in Serie C. Grazie ancora alla Terza, restate con noi. Forza Unione. Forza Unione.